Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Parliamo ora di turismo, di vacanze e di situazione per quanto riguarda le attività economiche legate a questo settore così importante, così strategico per l'economia della nostra regione. Abbiamo in collegamento Skype Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto e vicepresidente nazionale di Confturismo. Buongiorno Michielli, grazie per essere in collegamento con noi. Allora, ieri c'è stata al Senato l'audizione del presidente nazionale di Federalberghi, che ha fornito tutta una serie di dati relativi alla situazione delle imprese turistiche della nostra regione. In Italia ha aperto soltanto il 40% degli alberghi. E solo il 78, poco più, 78,9% degli alberghi italiani prevede di essere aperto ad agosto, nonostante insomma sappiamo si tratti del mese clou insomma per il mercato delle vacanze. Nella nostra regione, Michielli, la situazione in questo momento com'è e quali sono le aspettative insomma del settore? Ma lungi da me rettificare i dati portati ieri alla Camera, per carità, però siccome l'interrogazione è avete intenzione di aprire, aprite, eccetera, quel 40% mi pare sommamente ottimistico, nel senso che la nostra regione, che è la prima, ricordo, regione turistica d'Italia, quindi è un barometro essenziale ai fini di questo tipo di ricerche, non riscontra, purtroppo, mi lasci aggiungere ancora questi dati, cioè il 40% degli alberghi nel Veneto non sono aperti, sono molto meno. Le prospettive per agosto del 78% di alberghi aperti, mi scusi, la vedo più riferita, sto sempre tarando i dati sul Veneto, la vedo più riferita alle spiagge, Lago di Garda, montagna, piuttosto che alle città d'arte, che abbiamo la sensazione netta saranno quelle in maggior sofferenza durante tutta quest'estate, Venezia in testa. Quindi insomma, se possibile, i dati diciamo relativi alla nostra regione sono ancora peggiori rispetto a quelli complessivi del sistema Italia. Sì, ma si capisce anche molto facilmente, spiegando ai nostri spettatori, che tutta Italia viaggia nella media col 50% di presenze straniere. Noi nel Veneto viaggiamo sul 65% di presenze straniere, che sono quelle che verranno maggiormente a mancare quest'estate, con punte, penso alla città di Venezia o al Lago di Garda, del 90%. Quindi a Venezia in questo momento, se non arrivano gli stranieri, aprire è assolutamente inutile. I pochi alberghi che sono aperti per rappresentanti di commercio, operai che devono fare delle manutenzioni, cose di questo genere. Il 90% di stranieri su Venezia corrisponde a un 90% di passeggeri aerotrasportati. Finché gli aerei non riprendono a volare, Venezia non può riprendere a macinare numeri sul turismo. Il Lago di Garda soffre delle stesse percentuali, però ricordiamo che ci sono spiagge che viaggiano all'80% di stranieri, quindi il Veneto è un sistema nel quale l'assenza di pubblico straniero si fa sentire in modo particolare rispetto ad altre regioni d'Italia. Mi conceda un esempio così capiscono tutti: la Puglia, che è una nostra, fra virgolette, concorrente per quello che riguarda il turismo estivo, la Puglia viaggia con numeri nettamente inversi nella percentuale fra italiani e stranieri. Siccome in questo momento le uniche pochissime, peraltro, prenotazioni, per carità, che stanno arrivando sono prenotazioni dall'Italia, l'estero ancora è completamente muto. 10 minuti fa mi sentivo con un mio collega presidente che mi confermava che, per esempio, le cosiddette OTA, Booking, tanto per capirsi, è a zero fratto, proprio zero assoluto di richieste via le OTA. E quindi questa è la situazione. Alberghi stanno aprendo, alberghi apriranno fra una settimana. Io credo che gli alberghi cominceranno a lavorare a scartamento ridotto, ovviamente, perché sarà un residuo di stagione a scartamento ridotto, questo deve essere chiaro, ma cominceranno a lavorare non prima del 1° di luglio, quando appunto sono è auspicato il ritorno degli stranieri.
Ecco, allora ne riparliamo tra pochissimo, facendo riferimento anche a quanto ci ha detto poco fa il sottosegretario agli interni Achille Variati relativamente ad un nuovo stanziamento per l'operazione Spiagge Sicure, ma andiamo velocissimamente a Marghera perché ci chiede la linea il collega Filippo Fois. Marghera, sede della Protezione Civile, dove c'è l'unità di crisi e dove alle 12:30 ci sarà il consueto punto stampa del governatore Zaia. Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Effettivamente l'argomento che riguarda il turismo e le presenze straniere di turisti nella nostra regione è uno dei temi caldi anche qui nella sede regionale della Protezione Civile del Veneto. Il presidente Zaia è tornato sull'argomento anche ieri. Naturalmente si tratta di una questione sulla quale la regione non può fare molto se non ribadire la sicurezza in cui si troverà il nostro territorio dal punto di vista del Covid-19 a partire dalle prossime settimane. I casi sono sempre meno e gli ultimi casi isolati di contagio, secondo quanto è stato calcolato dal modello matematico che viene utilizzato durante questi mesi di crisi, dovrebbero registrarsi verso la fine del mese. Purtroppo da questo punto di vista ci vuole una corrispettività, vale a dire che anche gli altri paesi, a partire da quelli vicini come l'Austria, aprano i confini e si convincano anche a lasciare arrivare tutti i turisti che generalmente frequentano le nostre spiagge e le nostre città d'arte. Bene Filippo, grazie mille, ti lascio perché so che avete i tempi molto stretti per riuscire a piazzarvi nella postazione per la diretta. Dovrebbe arrivare. Grazie, sì. Allora grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponchio. Torniamo da Marco Michielli, quindi sicuramente uno dei temi è proprio quello dell'apertura dei confini, ovviamente alla luce anche dei dati che prima lei citava relativi alla presenza di stranieri nel nostro territorio. Sappiamo che la Germania insomma ha già aperto questo corridoio per l'Italia e da metà mese insomma i tedeschi potranno cominciare a ritornare nel nostro territorio. C'è questa grande incognita dell'Austria che ancora invece non ha intenzione di aprire le frontiere con l'Italia, pure la Slovenia insomma tentenna. Mi pare che proprio oggi il ministro degli esteri Di Maio sia a Lubiana per discutere di questo. Guardi, per darle un'idea della confusione che regna sovrana sotto il cielo, non più tardi di 2 giorni fa Federalberghi Nazionale ha contattato l'ambasciata tedesca a Roma e l'ambasciata italiana a Berlino per avere un chiarimento, perché noi viviamo di ora in ora con la notizia riaprono le frontiere, no, non è vero, contrordine compagni. Allora, per tagliare la testa a toro sono state interpellate queste 2 ambasciate. Tutte e 2 le ambasciate hanno concordemente assicurato che non c'è nessuna restrizione dalla Germania per venire in Italia, per cui eravamo tutti contenti anche in questo momento. Infatti qualche tedesco timido si è affacciato da noi. Peraltro non dimentichiamo che adesso i tedeschi sono in vacanza per Pentecoste, che peraltro è uno dei periodi che di solito insomma vedevano moltissimi tedeschi arrivare sulle nostre spiagge per la prima vera e propria vacanza dell'estate, forse quasi la più importante per il turismo tedesco, no? Certo, e allora neanche il tempo di comunicare a tutto il mio sistema: ragazzi, vi do la buona notizia che la Germania non chiede la quarantena, ha aperto tutto eccetera, è arrivato il controllo delle compagnie, appunto. Sì, è vero, la Germania non proibisce di venire in Italia, però lo sconsiglia. Allora lei capisce che in un paese come la Germania, dove i cittadini sono abbastanza attenti alle ordinanze dell'autorità, il dire andate pure in Italia ma ve lo sconsigliamo significa automaticamente ritornare alla condizione quante. Quindi il 15 sarà la data fatidica, il 15 sarà la data nella quale saranno sciolti i temi relativi appunto ai tedeschi possono venire, gli austriaci possono venire in Italia, sì o no. Quel giorno lì ci potrebbe essere, io auspico ovviamente, l'apertura completa, oppure ci potrebbe essere un ulteriore rinvio a seconda dei casi Covid che si sviluppassero nel nostro paese in questi giorni. Il tema è questo, però voi capite che un albergo non è
un negozio, una bottega nella quale si tira su la saracinesca, si pulisce, si rassetta e 3 ore dopo si può ripartire a vendere la merce. Un albergo è una macchina complessa che richiede 2-3 settimane, un mese per essere approntato. Ora, più si ritarda la data fatidica di apertura delle frontiere, più si ritarda anche i tempi, si dilatano i tempi di allestimento degli alberghi. È per questo che io dico che se anche avessimo la garanzia che il giorno 15 sono riaperte le frontiere, ormai siamo all'8, scusi ho perso il conto, di giugno, quello che è, se anche un albergatore si mettesse a correre come un pazzo da oggi per allestire l'albergo, non è pronto prima del 1 di luglio. Ecco, questo, quindi per quello dico che la stagione partirà dal 1 di luglio. Sì, quindi insomma è un po' un azzardo, diciamo, un gioco d'azzardo quello in questo momento. Insomma, ovviamente l'albergatore scommette su questa ripresa, inizia già oggi a preparare tutto e per vedere eventualmente, speriamo naturalmente tutti quanti di sì, l'arrivo degli stranieri tra 4 settimane, tra 3-4 settimane. Sì, certo, lei capisce che per gli albergatori è un rischio. Io infatti sto dicendo ai miei fate bene i conti, fate bene anche i conti con le tempistiche, perché un albergo, ripeto, è una macchina complessa, un albergo medio avere 20-30 persone di personale è normale e questo rappresenta costi e costi pesanti. Rimanere un mese in stand-by con il personale assunto, i costi che corrono, lei capisce che ha una situazione già drammatica com'è. Andare ad aggiungere ulteriori costi e ulteriori perdite sostanzialmente non fa sicuramente bene all'economia delle singole imprese e complessivamente all'economia turistica di tutto il Veneto. Ricordo che il turismo concorre per il 13% al PIL del Veneto, è il primo settore economico della nostra regione. Certo. Micheli, alla luce di quanto diceva prima, no, su questo fatto che i tedeschi sconsiglino ai propri concittadini di venire in Italia in questo momento, lei è d'accordo nel fare di tutta l'erba un fascio, cioè di tutte le regioni d'Italia un fascio, nel senso che appunto ci sono delle località diciamo covid free o comunque dove i dati dell'andamento del contagio, dell'epidemia stanno andando fortunatamente molto bene, possiamo dirlo anche per il Veneto, insomma, dove sono in continuo calo. Altre regioni, purtroppo la Lombardia, insomma, anche nell'ultima giornata di ieri che ha registrato questa nuova crescita dei contagi, regioni che appunto hanno il 78% però dei casi a livello nazionale. Quindi lei è d'accordo nel fare un po' di tutta l'erba un fascio? Ma assolutamente no, questa domanda se lei la rivolgesse al mio collega della Sicilia, al mio collega della Sardegna, che hanno avuto quasi 0 casi Covid, sì. Chiaramente concorderebbero appieno. Il tema è però, dobbiamo anche renderci conto che non è che i tedeschi siano brutti e cattivi. I tedeschi hanno ovviamente come faro il benessere della loro popolazione. Noi abbiamo in questi 3 mesi dipinto l'Italia come una colossale Wuhan, e questo è il messaggio che è passato attraverso i media tedeschi, attraverso i media di tutta Europa. L'Italia è un coacervo di virus da tutte le parti. Ora non possiamo pensare che dopo aver fatto 3 mesi di rappresentazione di questo tipo di realtà possiamo dalla sera alla mattina dire ragazzi, chiusi i giochi, riapriamo, siamo belli, puliti, tranquilli, pacifici. È chiaro che da parte degli altri paesi un minimo che hanno messo in allerta la loro popolazione proprio su indicazioni nostre eccetera, non è pensabile che questi dalla sera alla mattina accettino il fatto che l'Italia di colpo è completamente pulita. Trovato più intelligente la posizione della Spagna, l'altro paese che è stato colpito più duramente insieme a noi da questa pandemia. La Spagna perlomeno ha preso una data, ha detto 1 luglio, ma l'ha detto ancora 20 giorni fa, un mese fa. Gli operatori si stanno preparando per poter aprire il 1 di luglio. Veda, il problema è proprio l'attenzione a un settore che c'è per esempio in Spagna e che non c'è assolutamente in Italia. Nessuno a Roma si prende la briga di alzare il telefono, parlare con me o con un altro mio collega per chiedergli ma quanto tempo vi ci vuole a allestire gli alberghi? Perché altrimenti gliel'avremmo spiegato. Lei pensi che un villaggio turistico, un campeggio, ci mette 2 mesi a allestirsi, una spiaggia ci vogliono 2 mesi ad allestirla. Cioè, si fossero posti questa domanda,
forse si davano anche la risposta che era meglio stabilire una data, magari più avanti. Io avrei accettato, anziché dirmi riapriamo il 15 di giugno, avrei accettato come gli spagnoli 1 luglio, però 1 luglio certo, di modo che tutti quanti si preparavano e erano pronti. Il 1 di luglio si alzavano le Leclerc, eravamo pronti e via. Mentre così, lei capisce, c'è ancora gente che è lì nel dubbio, apro, non apro, ma dicono che si può aprire, non si può aprire, una situazione francamente kafkiana, vorrei dire, per essere gentile. Ecco, i turisti, Michielli, che quest'anno frequenteranno le nostre località di vacanza, che alberghi troveranno? Cioè, io vengo in albergo, rispetto agli altri anni, rispetto a come eravamo abituati ad alloggiare nelle strutture alberghiere, l'estate del 2020 come sarà? Come ci si troverà di fronte? C'è chi parlava di colazioni solo in camera, poi no, il buffet, sì, il buffet, il pranzo, la cena, gli ascensori, le pulizie nelle camere, insomma, che albergo ci si troverà davanti quest'estate? Allora, con la premessa che io le posso fare la fotografia ad oggi con le normative vigenti, ma nella grande speranza che fra un mese, se continua questo calo di casi, se continua a estinguersi il morbo, tutte queste belle regole verranno prese e messe in un cassetto. Voi arriverete in un albergo dove arriverete con la mascherina, nella hall dell'albergo troverete una sorridente signorina che vi accoglie con la mascherina, chiaramente userete la mascherina negli spazi comuni dell'albergo, nelle aree comuni, diciamo, al chiuso. Grazie al Presidente Zaia non potrete andare in piscina dell'albergo senza mascherina, però sempre mantenendo ovviamente le distanze di sicurezza, perché altrimenti dovete andare anche in piscina con la mascherina e in spiaggia sotto l'ombrellone con la mascherina. Detto questo, il buffet sarà allestito, ci sarà la possibilità di allestirlo, ma dovrà essere servito, cioè voi direte io voglio biscotti, non so, prosciutto e uova, e il cameriere vi servirà prosciutto, uova e quello che voi desiderate. Però mi lasci di ripetere che la mia aspirazione è quella che nel giro di un mese, quindi metà luglio, tutte queste prescrizioni verranno tolte per tutti, ovviamente anche in città, e verranno tolte per gli alberghi, perché francamente l'idea di andare in vacanza con la mascherina non alletta nessuno. L'idea di trasformare gli albergatori in gendarmi che devono stare attenti che due che non sono dello stesso nucleo familiare stiano a più di 1 metro, però, scusi, lei invece è in un nucleo familiare, allora potete stare vicini. Lei capisce che è una follia. La vita dell'albergo è una vita fatta, chi va in albergo ci va perché la vita dell'albergo è una vita fatta di relazioni, ci si siede al tavolino del bar con un cliente che non si conosce di un altro paese, si fa amicizia, conoscenza, eccetera, eccetera. Con queste regole queste regole vengono ad avere un impatto piuttosto severo su quello che è l'accoglienza. Un maître che venga al tavolo con la mascherina non è la stessa cosa di un maître che arrivi sorridente, buongiorno signora, e le solite cose, insomma, che sappiamo della tipica ospitalità italiana. Certo, per quanto riguarda le camere invece, perché ho sentito anche di persone che dicono no, io piuttosto mi porto il cuscino da casa piuttosto che le lenzuola, come si procederà? Perché sono tante informazioni che magari, insomma, i clienti hanno bisogno anche di essere rassicurati in questo, perché insomma in questi mesi ne abbiamo viste e sentite un po' di tutti i colori, e quindi chiaramente magari anche nella vita quotidiana delle persone che cominciano a pensare alle vacanze ci sono anche questi timori in questo momento. Ma guardi, le tematiche relative all'igiene sono quelle che nel mio settore hanno impattato meno di tutte e sono state anche prese con molta serenità dai miei, perché non sono molto più severe di quella che era il normale livello di pulizia che si teneva fino al pre-Covid. Tenga presente che verrà fatta particolare attenzione al cambio di camera, cioè quando lei entrerà in una camera troverà la camera cosiddetta sanificata. Ecco, e approfitto per dire anche alle signore e ai signori che fanno le pulizie a casa loro che l'OMS prescrive come elementi sanificanti, cioè che distruggono il virus, sono 3: acqua e sapone, la vecchia buona candeggina, il cloro sostanzialmente, diluito con bassissima diluizione peraltro,
e l'alcol. Ecco, queste sono le tre cose che chiaro che di questi tempi tutti stanno approfittando per vendere prodotti miracolosi studiati apposta per il virus, questo e quello, ma alla fine dentro ci trovate quelle tre cose. Verrà sanificata appunto la camera al vostro arrivo, poi nella permanenza nella camera, i giorni che rimarrete in quella camera, verranno fatte le pulizie come sempre sono state fatte, accuratamente ma senza presidi particolari, perché appunto sarà stata sanificata. Quando partirete verrà risanificata la camera. Le ripeto, questa è stata la cosa in assoluto meno impattante e meno preoccupante per tutti i miei colleghi. Abbiamo sentito, Micheli, poco fa dal sottosegretario Variati questo stanziamento importante, no? di 4 milioni di euro per le spiagge sicure, se ne parlava prima, no? Ma sulla spiaggia poi, fisicamente, diciamo materialmente, come si farà a organizzare e a controllare anche che tutto proceda in sicurezza? Perché ci sono insomma le spiagge attrezzate, ci sono le spiagge libere, ci sono le spiagge degli hotel. In questo senso vi siete anche confrontati con i vari operatori, con le diverse forze che sono in campo in questo senso? Sappiamo che si è lavorato molto e si sta tuttora lavorando nelle spiagge per allestire gli stabilimenti anche sulla base di quelle che sono le indicazioni che sono state fornite dalla regione. Poi naturalmente ci sono spiagge più ampie come Bibione per esempio, che sta molto puntando su questi spazi ampi, altri che puntano su altro, insomma ognuno cerca ovviamente di valorizzare poi quelle che sono le peculiarità e i fiori all'occhiello della propria area. Allora, insita nella sua domanda c'è una dicotomia radicale. Da un lato dobbiamo parlare delle spiagge attrezzate, dall'altro lato dobbiamo parlare delle spiagge libere. Allora, le prime, quelle attrezzate, le troverete quest'estate con più spazio tra un ombrellone e l'altro. Allora, come diceva correttamente lei, in località che hanno più disponibilità ci saranno spazi maggiori, in località che hanno minore disponibilità di superficie sull'arenile avrete spazi leggermente inferiori, ma comunque superiori abbondantemente a quelli dell'anno scorso, perché al minimo, nella misura minima, ci sarà un 25% di ombrelloni in meno. Tenete presente che i concessionari hanno fatto richiesta alle capitanerie di poter creare zone ombreggiate, si definiscono quelle attrezzate con gli ombrelloni, anche in zone che erano parzialmente libere dagli ombrelloni nella zona retrostante l'immediata fila di ombrelloni sulle spiagge. Quindi avrete degli spazi maggiori e via così. Nelle spiagge, in questo tipo di spiagge, il controllo sarà semplicissimo, perché sostanzialmente esiste un contratto fra voi che venite in spiaggia e la società che gestisce l'arenile, per cui voi pagate una somma per avere un ombrellone. Se arriva il bagnino gentilmente a dire: signora, il bambino che giochi o che non giochi vicino a altri bambini eccetera, sarà inserita questa cortesia che viene a fare il bagnino in un normale rapporto contrattuale, verrà accettata e non ci saranno problemi. Altro tema purtroppo sono invece le spiagge libere, che io mi rendo conto perfettamente che bisogna lasciarle libere, bisogna lasciare la possibilità alla gente di andare in spiaggia, però qualora le spiagge libere si dovessero trasformare per l'incoscienza di qualcuno in zone di ammucchiamento di persone, di ammassamento di persone, tipo le scene che vediamo, ahimè, ogni tanto nelle varie piazze d'Italia all'ora dello spritz, ecco, per capirsi, questo potrà essere di potenziale grande nocumento a tutta la comunità, perché qualora appunto si creassero questi assembramenti e il prefetto dovesse prendere un provvedimento, il provvedimento che può prendere non è chiudere 10 metri di spiaggia dove quei signori si sono ammucchiati in modo improprio, ma farebbe chiudere tutte le spiagge, quindi non è uno scherzo questa cosa. La gestione poi dei flussi sarà molto difficile, perché a Roma, come al solito, pensano alle cose nell'immediata vicinanza di Roma, quindi alle spiagge del Lazio, alle spiagge della Toscana,
che, ricordo a tutti, sono completamente chiuse. Gli stabilimenti in quelle 2 regioni sono completamente chiusi, quindi gli accessi alle spiagge libere sono ben determinati e fuori da questi spazi conchiusi, mentre da noi, nelle nostre località, si contano a decine gli accessi alle spiagge libere. Andrà monitorato, uso questo termine, l'arrivo delle persone, il parcheggio, il flusso delle persone verso questi varchi che sostanzialmente non esistono. Io li chiamo varchi, ma sostanzialmente non esistono. Sulle nostre spiagge si entra dappertutto e si va poi in spiaggia libera. Certo, non sono recintate, non ci sono tornelli, cancelli, si entra e si esce liberamente. Insomma. Abbiamo già visto delle foto che arrivavano dalla Sicilia, perché chiaramente loro l'hanno potuto fare ben prima di noi, delle foto che arrivavano dalla spiaggia di Mondelo in Sicilia, che non vanno per niente bene. Cioè gente ammassata, gente ammucchiata, ragazzi che si siedono in fila, insomma, tutto questo tipo di comportamenti. Però mi lasci chiudere con un'osservazione che mi riporta a quella di prima per gli alberghi. Io spero tanto che tutte queste cose per il 15 luglio siano finite, quindi si possa tornare a non dover fare i sindaci, trasformarli in gendarmi che vengono a controllare col metro a che distanza stiamo in spiaggia libera, poter lasciar fluire le persone liberamente. Questa è la grande speranza e la grande scommessa del mio sistema. Certo, sicuramente, ed è quello che ci auguriamo anche tutti noi, ovviamente. Micheli, al di là delle spiagge ci sono anche molte altre località, ne parlava lei all'inizio, di vacanza nella nostra regione, in particolare la montagna. C'è chi dice che quest'anno, proprio alla luce di quanto accaduto, sarà l'estate della montagna. In molti pensano che quindi gli spazi più ampi, il minore affollamento della montagna possa garantire diciamo un soggiorno a minor rischio rispetto a quello del mare, che solitamente insomma è sempre più frequentato dai turisti. In questo senso, a livello di prenotazioni, di strutture, che dati vi risultano? Ma guardi, qui siamo quasi alla sfera di cristallo, o è desiderata quantomeno. Allora, i miei colleghi della montagna dicono: quest'anno sarà l'anno della montagna, perché la montagna, come ha detto lei, ha gli spazi aperti, ha il verde, ha questo, quello, eccetera. I colleghi del mare dicono: no, sarà l'anno del mare, perché al mare con gli ombrelloni più distanziati. C'è chi dice anche sarà l'estate dei campeggi, perché i campeggi hai la tua roulotte, la tua tenda. C'è chi dice sarà l'estate degli appartamenti, l'estate dei campeggi, eccetera. Come vede, siamo a livello di vaticinio o di speranze. I numeri in realtà sono talmente esigui, i numeri delle prenotazioni tuttora, che non ci consentono di fare una proiezione per poter dire quest'anno è prediletta una soluzione rispetto ad un'altra soluzione. Siamo ancora nel mar di mezzo, in cui appunto ci sono i desiderata di ogni tipo di località di essere più attrattiva rispetto alle altre, ma di concreto non c'è ancora nulla. Io presumo che qualcosa fra una quindicina di giorni, con un po' di prenotazioni che cominceranno ad arrivare su, si definiscano un po' anche questi parametri per poterle dare una risposta un po' più accurata di quella che le sto dando adesso. Ecco, proprio un ultimo flash, poi la lasciamo, tra poco inizierà anche la conferenza stampa del governatore Zaia. Per quanto riguarda appunto le prenotazioni, lei diceva adesso è talmente esiguo il numero che è difficile fare previsioni, ma molti cittadini magari temono anche di prenotare, perché alla luce di questa così notevole incertezza hanno poi paura magari di non poter andare per qualsivoglia motivo, e quindi di non perdere la caparra, di non riuscire poi a recuperare. Quindi in questo senso che rassicurazioni potete dare alle persone? C'è addirittura chi aveva prenotato le vacanze a gennaio prima del coronavirus, che poi si trova per esempio con biglietti, con voucher da usufruire, non rivede i soldi indietro. Quindi in questo senso cosa si può dire? Allora, il messaggio che io do ai nostri telespettatori è questo: voi prenotate serenamente, al momento della prenotazione chiedete che la prenotazione sia o posticipabile ad altro periodo qualora non vi vada bene, oppure semplicemente cancellabile. Oggi come oggi mi sento di dire che tutti gli alberghi vi daranno questa agevolazione.
La precisazione riguardo al fatto del voucher, il voucher è stato fondamentale per salvare tante aziende turistiche. Lei pensi che ci sono, perché sembra, ognuno di noi pensa alla sua caparra da 300 euro, ma moltiplicate per i numeri, per esempio, di un campeggio, prendo questi perché sono ovviamente quelli che hanno i numeri maggiori, ci sono campeggi che avevano in corpo 2, 3, 4 milioni di euro di caparre. Se avessero dovuto restituirle tutte di colpo, non solo non riaprivano a luglio, non riaprivano mai più. Quindi il voucher noi abbiamo capito che è stato anche mal digerito, anche forse giustamente da buona parte delle persone, però il voucher è stata una garanzia che l'albergo lo ritroverete aperto e il campeggio lo ritroverete aperto. Adesso, ripeto, la situazione è radicalmente cambiata, al vostro albergo chiedete di fare una prenotazione cancellabile fino all'ultimo minuto, fino a 2 o 3 giorni prima. Ecco. Quindi c'è anche questa possibilità, sì, insomma, ora. Assolutamente. Bene, Michele, io la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e speriamo tutti quanti, naturalmente come lei diceva, che l'andamento della situazione possa consentirci, insomma, di rivederci magari tra qualche settimana con delle norme meno stringenti e con delle prospettive sicuramente migliori. Grazie mille a Marco Michielli, presidente veneto di Federalberghi e vicepresidente nazionale di Confturismo. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Bene, allora siamo in attesa di collegarci con la sede operativa della Protezione Civile di Marghera, dove tra pochissimo dovrebbe cominciare la consueta conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Vedo che non è ancora cominciata, per cui possiamo vedere un servizio relativo alla situazione che si è venuta a verificare a Treviso, restando appunto in tema di turismo, con la decisione di Save di non riaprire l'aeroporto Canova e di concentrare i flussi aeroportuali sull'aeroporto Marco Polo di Tessera. Naturalmente una situazione che sta creando non poca preoccupazione tra tutti gli operatori economici della provincia. Sentiamo. Questa è la legge del mercato. In un'impresa tu fai i conti, entrate, uscite e costi, e metti a frutto il massimo e poi ti puoi sviluppare. Sta tutta qui la motivazione che ha spinto Save a tenere chiuso l'aeroporto Canova di Treviso. A spiegarla a malincuore il presidente della Camera di Commercio trevigiana, ben sapendo che sulla base di questo ragionamento non si può dar torto al presidente Marchi. Se non riparte il turismo, l'aeroporto probabilmente non può avere un'apertura, assolutamente. Ci sono delle condizioni perché apra. Ma questo da vedersi. Ecco, allora chiedo scusa, vedo che è arrivato il governatore Zaia, torneremo dopo a vedere questo servizio. Linea dunque a Marghera, sede della Protezione Civile, con il punto stampa del Presidente della Regione. Lettura dei dati del bollettino e poi passiamo la parola alle domande. I tamponi sono 729.633. Sono 9.100 più di ieri, quindi vedete che si sta ancora crescendo sul fronte dei tamponi. L'isolamento sono 10.057 persone, ieri erano meno 80, oggi meno 88. Il numero dei positivi 19.182 più 8. E quindi vedete che abbiamo sempre un dato dei positivi che è al di sotto abbondantemente dell'1 per 1000 e i ricoverati sono 323, però positivi sono 82, quindi dei 323 abbiamo 82 persone che sono pazienti coronavirus. Le terapie intensive fanno un bel balzo indietro, siamo 16 persone in terapia intensiva, però solo 2 coronavirus, quindi le 2 in terapia intensiva più gli altri ricoverati 82, siamo 84, anzi sono 82 in totale, anzi 84, scusate, coronavirus in tutto il Veneto ricoverati in ospedale. I dimessi sono 3.439, 21 persone anche ieri sono state dimesse.
Il totale dei morti 1949 più 11, dei quali in ospedale 1398, sono esattamente più 9, cioè degli 11 morti ieri 9 sono persone che hanno perso la vita direttamente in ospedale. I nati sono 100, guarda, bel numero, eccoli qua. Bene, detto questo, vi confermo, ve lo dicevo anche ieri, che stiamo procedendo alla redazione di questa impegnativa ordinanza che io spero possa avere tutti i punti, ve lo sottolineo, possa avere tutti i punti rispettati, che sono i cinema, gli spettacoli in generale, i teatri, le discoteche, le sagre, le fiere, insomma le sale gioco, i casinò, insomma tutte quelle strutture che ancora sono chiuse. Vi confermo che anche stamattina abbiamo lavorato anche con l'avvocatura per riuscire a mettere in fila tutti questi aspetti e penso che sia assolutamente positivo pensare di ragionare rispetto a due date importanti, il 15 di giugno, se ci riesco, per mettere in piedi questa partita, oppure male che vada per qualcosa di residuale, chiudere comunque tutta la partita delle autorizzazioni entro e non oltre il fine giugno, quindi gli ultimi di giugno. Questo è quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda le attività che stiamo facendo, sono attività ovviamente in linea con i DPCM e le linee guida nazionali. Vi ricordo anche che la mascherina, siccome ci arrivano tante richieste, non è che l'uso della mascherina cesserà di esserci da metà giugno o da fine giugno. Vorrei spiegare che il tema del dispositivo, soprattutto il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani e la mascherina ci accompagnerà ancora per dei mesi. Quindi vorrà dire che, come accadrà a livello nazionale, la mascherina sarà obbligatoria all'interno dei locali chiusi e obbligatoria all'aperto solo nella condizione in cui ci sia assembramento. Lo ripeto, la nausea, che so, la coda fuori dal supermercato, fuori da un negozio, piuttosto che ogni forma di assembramento. Questa mattina io ho fatto una diretta con i ragazzi della scuola enologica di Conegliano e giustamente c'era un gruppetto di ragazzi, avevano, pur essendo all'aperto, perché hanno fatto la diretta dal cortile della scuola, pur essendo all'aperto avevano la mascherina perché erano una decina e erano ovviamente non a distanza di sicurezza che è quella di 1 metro. Per quanto riguarda il virus, voi vedete che abbiamo delle giornate che ci confermano addirittura una virulenza e quindi una capacità di contagio, o meglio, esattamente un numero di contagiati, perché poi si contestano i termini e danno anche ragione, un numero di contagiati al di sotto dello 0,3 per 1000, questo è un dato che potete scrivere, e il che ci dà una dimensione del fatto che facciamo tanti tamponi, quindi abbiamo tamponi e campioni rappresentativi. Dall'altro sicuramente è diminuita la virulenza del virus. Ieri avete sentito anche il professor Navalesi, che ringrazio per la partecipazione di ieri, e poi vi annunceremo domani anche un ospite per lunedì che porterà un'importante novità, e devo dire che ne è venuto fuori anche dal fatto che ad esempio le terapie intensive in Veneto hanno solo 2 pazienti coronavirus. Ovviamente avete visto che siamo impegnati su molte fronti, su molte attività. Rispetto alla conferenza delle regioni, noi avremo una conferenza importante martedì alle 13, quindi io verrò in conferenza alle 12:30, poi alle 13 avremo la conferenza delle regioni, anche lì parleremo ancora di riaperture e delle attività relative al coronavirus. C'è una partita importante dal punto di vista finanziario da affrontare con serenità assieme al governo, che è quella dei finanziamenti per le sanità ovviamente regionali. Noi abbiamo oggi spese che superano i 200 milioni di euro in totale, più 35 milioni all'anno di spesa che ormai si stabilizzerà per le nuove assunzioni che sono state fatte, e quindi nonostante, e ringrazio tutti i donatori che ormai hanno donato quasi 58 milioni di euro,
noi abbiamo più di 200 milioni comunque di buco, di spese che dobbiamo ripianare. Basta, nel senso che ieri è stata inviata una lettera, avete visto, da parte del Presidente Bonaccini e del Vicepresidente Totti rispetto alle elezioni, cioè confermando la posizione da parte delle regioni rispetto a una convocazione che sia la più repentina possibile e, se fosse a settembre, decisamente nella prima metà di settembre, prima dell'apertura delle scuole. Ma di questo ve ne parlo, se siete interessati, come per l'Università di Treviso, dalle domande. Prego. Prima domanda. Il giorno è stato per prima, poi Joyce, Ivana, ok, e poi immagino Filippo, vero? Ma intanto grazie di essere qui, perché lo diciamo ai cittadini che qui abbiamo dei combattenti reduci ormai telegiornalisti, sempre presenti, bravi. È un appello a comprare i giornali, per chi ancora magari avesse qualche dubbio, comprare i giornali, guardare le TV e guardare i servizi, che è un modo anche questo per aiutare ovviamente le televisioni, la carta stampata, insomma tutti coloro come voi che lavorano per l'informazione. Buongiorno, allora 2 domande, magari brucio quelle ai colleghi. Si è sentito Boccia per l'Università di Treviso e poi si sta presentando la candidatura a Presidente della Regione per il centro-sinistra Arturo Lorenzoni. Non ho capito la seconda, scusa. Sì, cosa ne pensa? Insomma, è ufficiale la candidatura di Lorenzoni? Guardate, sulla seconda non ho niente da dire, sulla prima direi questo, che ieri è stato un fulmine a ciel sereno. Voi sapete che stiamo parlando dell'Università a Treviso, stiamo parlando del corso di laurea in medicina e chirurgia, è la realizzazione non solo di un sogno, per carità non è un mistero che sia un sogno quello di portare un corso di laurea in un ospedale del territorio, no? Ma è anche la conclusione di un percorso. È bene ricordarla a quei distratti che pensano che questa sia un pallino di un folle presidente di regione che vuole portare a casa sua l'università. Vorrei ricordare, e non ho di certo io, come si può dire, tutti questi meriti, che Treviso ha già in essere da anni 8 cliniche universitarie, 8 clinicizzazioni, cioè vuol dire che ha 8 reparti che sono clinicizzati, cioè significa che sono universitari, fra virgolette. Mi si passi la spiegazione veloce. Cioè vuol dire che chi li governa è un professore universitario, vuol dire che sono in corsia, abbiamo medici ospedalieri, ma abbiamo anche specializzandi dell'università che fanno il tirocinio. Vuol dire che l'ambiente è un ambiente accademico, di ricerca, di crescita. Guardate, un medico mi diceva: l'arrivo di questi specializzandi in corsia, che sono dei medici laureati che fanno la scuola di specialità, per noi è un arricchimento unico, hanno voglia di conoscere, di scoprire, di fare. E un medico mi diceva: io devo anche a volte devo anche documentarmi per non farmi prendere alla sprovvista se mi fanno una domanda, perché loro arrivano che sono freschissimi di università, e penso che questo sia un arricchimento. 8 cliniche, adesso finisco, 8 cliniche universitarie, 8 clinicizzazioni, 8 reparti. In più abbiamo i primi anni di medicina, cioè a Treviso già si fa a scuola, sono già attivati. Quindi la conclusione qual è? Portare i 5 anni totali, d'accordo con l'università che è a fianco a noi, quindi ringrazio il magnifico rettore, il professor Rizzuto, e il presidente della scuola di medicina, il professor Merigliano, che sono stati assolutamente al nostro fianco. Io ieri ho chiamato Boccia e devo dire che il ministro Boccia si è dimostrato disponibile. Onestamente ho l'impressione che questa sia un'impugnativa che sia un po' scappata di mano, che sia più impugnativa di qualche posso dire, azzeccagarbugli degli uffici che della politica. Guardate, non voglio giustificare il governo perché ha tutte le responsabilità, visto e considerato che ha dato l'impugnativa. C'è una finestra per dimostrare che siamo persone per bene. Bene, c'è. L'impugnativa si può presentare fisicamente come giorno ultimo il 16 giugno. Quindi il governo ha avuto il mandato del Consiglio dei Ministri, cioè il Consiglio dei Ministri ha dato mandato di presentare l'impugnativa, ma ancora dei giorni prima di depositarla. Ho parlato anche col Ministro Speranza ieri, ne ho parlato anche col Presidente Bonaccini come Presidente della Conferenza, perché a parte
come si può dire, dell'incomprensibile. Ma è ridicola un'impugnativa del genere, è ridicolo impugnare un provvedimento del genere dicendo che l'unica colpa che abbiamo, due colpe, che i 6 milioni di euro per attivare questo corso vengono pescati nei 9 miliardi e 600 milioni del budget sanitario della Regione Veneto. Cioè qualcuno teorizza, qualche azzeccagarbugli aiutato da qualcun altro, teorizza che i 6 milioni pescati dal Fondo Sanitario Regionale, 6 milioni su 9 miliardi e 6, siano una sorta di sopruso. Cioè non è che andiamo a rubare. A me risulta che dopo il Covid abbiamo capito tutti che ci servono medici, ci serve formazione, bisogna investire. Allora, da un lato il governo sta pensando di mettere 2-3 miliardi di euro per la sanità, dall'altro c'è un'impugnativa per 6 milioni di euro pescati dal Fondo Sanitario Regionale che è di 9 miliardi e 6. L'altro aspetto è quello della programmazione, ma quello è superato. Ci sono i presupposti per far bella figura a livello regionale e a livello nazionale. Il mio invito al governo è di prendere in mano queste carte, chiuderle velocemente, perché gli esiti che ci sono da una partita come questa sono inimmaginabili a livello di casino. Cioè l'imbarazzo totale che abbiamo noi, ce l'ha l'università, ma l'università parlerà per l'università, non è affar mio, ma ce l'abbiamo noi. E ce l'hanno tutti i cittadini che questa mattina ci hanno inondato di messaggi come sarà accaduto a voi. Dico, ma cosa sta succedendo? Comunque, per tranquillizzare tutti, a me non me ne frega niente dell'impugnativa e noi andiamo avanti, che sia chiaro. Quindi gli studenti si iscrivano perché l'anno accademico 2021 avrà gli studenti a Treviso e poi il conto lo pagherà chi va a dire che questa formula è sbagliata. E Roma, se deciderà di impugnare, saprà che si troverà l'artiglieria pesante dal punto di vista tecnico-legale, perché li schiero tutti, e andremo in Corte Costituzionale a chiedere alla Corte se è così tanto sopruso destinare 6 milioni di euro su 9 miliardi e 6 alla formazione universitaria di studenti che faranno i medici. Abbiamo rispettato tutte le programmazioni, sono delibere del Senato Accademico di Padova, non c'è nessuna sorpresa, fatta tutta sotto la luce del sole, prova ne sia che abbiamo già attivato il primo anno e quindi il corso per l'anno accademico 2020-2021. A me spiace, l'appello che faccio al governo è di chiuderla sta partita. Riconosco io che potremmo dimostrare assieme che c'è qualche azzeccagarbugli che va con le cartine perché il Veneto non può fare... Cioè, eleviamoci da queste discussioni che sono da burocrati e cerchiamo di affrontare il problema com'è. Prego. Collega Forest, Antena 3. Buongiorno Presidente. Tra l'altro è appena uscita la notizia che 3 deputati di Forza Italia hanno presentato un'interrogazione sia al Ministro della Salute che al Ministro dell'Economia proprio su questo. Guardate, a voi sembra normale che si blocchi l'apertura del corso di laurea in medicina e chirurgia, già decisa, deliberata, oltre deliberata. Scappato di mano, cioè, questa è una scheggia impazzita, anzi proiettile vagante, definiamolo così, che finisce poi a fa male a qualcuno. Presidente, in una regione che sta ripartendo, una questione che so che le sta a cuore come a noi che con Rete Veneta abbiamo seguito molto da vicino riguarda i cantieri della superstrada pedemontana veneta. C'è un tratto da Malo a Breganze che praticamente sarebbe pronto ad entrare in funzione, molti cittadini ci segnalano questo fatto e si chiedono come mai non sia stato ancora aperto. Siete informati però? Ma guardate, noi siamo pronti. È un fatto di procedure, vi devo anche dire che abbiamo avuto il lockdown e sono stato io a dire è inutile che con il mondo fermo andiamo a aprire un'infrastruttura. Sono una decina di chilometri, in totale se partiamo da Malo, andiamo verso la 31, la Valdastico e poi finiamo a Breganze, noi abbiamo già aperto il tratto fino a Breganze, avremo 20 chilometri dei 96 già aperti. Una decina di giorni, 2 settimane si apre. Questo ve lo posso annunciare, stiamo parlando della più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, sono quasi 95 km di strade, stiamo parlando del più grande cantiere dal punto di vista finanziario, 2 miliardi 258 milioni di euro, stiamo parlando di almeno 1600 lavoratori, stiamo parlando di quello che rappresenta un unicum, no? Sono 36 comuni attraversati e 14 caselli. Quindi servirà moltissimo il territorio. Noi abbiamo un fine lavori programmato per contratto a dicembre 2020.
Non ho sbagliato anno, dicembre 2020. Considerate che tutte le grandi opere sono state fatte. Le opere che portano via a tempo sono i ponti. Fra l'altro qui noi ne abbiamo due, uno sul Timonchio e uno sulle Ogretta, avremo anche due infrastrutture. Dico che... Ma chi è che parla? Provate a sentire, per favore. La riunione a voce alta, no? Sì, il tratto va da Malo alla Valdastico, dalla Valdastico a Breganze è il tratto che abbiamo già aperto. Quindi fondamentalmente andando sulla Valdastico a un certo punto puoi andare a destra su Breganze o a sinistra arrivi a Malo. Il tratto totale Malo-Breganze, con l'apertura che abbiamo già fatto di 7 km o 8 e più questa, va a 19 km, 19 su 94 km e mezzo sarebbero per l'esattezza. Ma siamo già pronti anche con altri tratti, perché? Perché le grandi opere le abbiamo già fatte, i grandi viadotti, i ponti, eccetera. Oggi c'è il tema dei rilevati e dell'asfaltatura, e quindi si procederà sempre più speditamente. Se non ci riusciamo per fine 2020 è semplicemente perché il lockdown ha pesato anche sui cantieri, questo è logico. Non vorrei che poi qualcuno il 31 dicembre viene qua e dice Zaia aveva detto. Sì, ci sono 3 mesi, 4 nel quale c'è stato un po' stop and go, avanti e ferma, poi c'è stato anche un fermo importante, però insomma il programma si sta rispettando. Considerate che questa è un'infrastruttura che andrà a servire dei territori che sono strategici per l'economia e per le relazioni del Veneto. Pensate tutta la pedemontana nostra veneta, qui si va da Villorba per 94 km, si arriva a Montecchio, quindi si esce a Montecchio sulla 4, per capirci, per stare qui non fare discorsi strani. Chi va verso Milano, Montecchio è esattamente dopo le 2 gallerie che si incrociano, c'è Venezia-Milano, facciamo Vicenza e andiamo verso Vicenza, quindi Vicenza-Padova, le gallerie Vicenza e dopo abbiamo Verona. Quelle 2 gallerie, fatte le 2 gallerie andando verso Verona, sulla destra lo vedete già, il cantiere si va a innestare, quindi capite che è una roba unica, cioè vuol dire che il nostro tempo di percorrenza, un Bassano-Montecchio, cioè Merovino, cioè, potrà essere di un quarto d'ora, 20 minuti a farla grande. Cioè, oggi uno dice cosa ha detto Zaia, o un Treviso-Bassano 20 minuti, oggi ci vuole un'ora e 10, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Un Montebelluna-Bassano ce lo danno a 10 minuti e cambia il mondo. E soprattutto mettiamo in sicurezza ad esempio la Gasparona piuttosto che la Schiavonesca Marosticana, la quale è la strada più pericolosa d'Italia. Quindi in una decina di giorni, 2 settimane, abbiamo anche voluto evitare strumentalizzazioni, perché oggettivamente noi contavamo di andare a votare, per cui i tecnici possono confermare. Ho detto guarda, io non voglio inaugurazioni a ridosso di convocazioni o quant'altro, non l'ho mai fatto, però adesso si vede che comunque l'avremo aperta, nel senso se verrà aperta e via, faremo una grande inaugurazione finale. Ivana? Un po' meglio con la storia dell'impugnativa del 16 giugno. Sì. Okay. Praticamente il governo con il Consiglio dei Ministri dà mandato all'impugnativa, perché è un atto giuridico, e dice bene, si autorizza, che so, l'Avvocatura dello Stato a impugnare, cioè è come il mandato che un cliente dà al suo avvocato. Dopodiché l'avvocato sa che il termine gli scade il 16, in via preventiva ha avuto la firma del cliente sul mandato, però sa che fino al 16 ha i termini per presentare. Qui ci sono i termini fino al 16, cioè il governo non serve che la presenti lunedì mattina, ma basta, è sufficiente che arrivi al 16 mattina a presentare in tribunale l'impugnativa. Da qui al 16 persone per bene che dialogano nella leale collaborazione tra le istituzioni, cioè regione e governo. Io penso che non ci sia un governo che possa non avere interessi che parta un nuovo corso di laurea benedetto dell'Università di Padova, che è la prima facoltà a livello internazionale di medicina, no? E quindi penso che si trovi una soluzione. Guardate, voglio pensare che questa sia proprio la dimostrazione che quando si lascia troppo spazio ai tecnici, questa è la soluzione.
perché politicamente è ovvio che va portata avanti. Se poi lasciamo sti qua a discutere sui 6 milioni di euro, sinceramente lo trovo assurdo. Ma se vogliono andare al vedo, noi andiamo in Corte Costituzionale e arriveremo fino all'ultimo giorno, segnatevelo che ve l'ho detto, e vedremo come andrà a finire questa partita. Ovvio che nel frattempo ne faremo di tutti i colori. Filippo. Buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Prima accennava a questa interlocuzione con il governo in materia di finanziamenti alla sanità. Allora, ci ha detto che da questa emergenza il Veneto esce con una spesa straordinaria di circa 200 milioni, diciamo una spesa supplementare, no? Più 35 milioni annuali legati alle nuove assunzioni. Ecco, qual è la prospettiva? Cioè, voi che negozierete con il governo dei finanziamenti, delle risorse finanziarie, ma in quale prospettiva vi muovete? Cioè, qual è l'idea, qual è il progetto? Immagino che non sia soltanto quello di tappare un buco nel bilancio. No, nel senso che noi abbiamo una gestione dei conti che è sempre stata tenuta bene. Il dottor Mantoan ha seguito come segretario regionale tutta questa partita, ovviamente con dei tecnici in gamba, poi c'è una squadra dietro, sia a me che a Mantoan, cioè non è che sta noi lì a controllare con la calcolatrice i conti. E i conti della sanità del Veneto sono sani, nel senso che non abbiamo motivo di allarmare nessuno. Ovvio che c'è un imprevisto, no? Come è accaduto in tutte le nostre famiglie, in tutte le nostre imprese, cioè il Covid. Pensate che non è che è stata una crisi che ha riguardato, che so, un comparto particolare che non c'entra nulla con la sanità. Questo ha riguardato la sanità. È inevitabile che noi, essendo i primi, gli unici erogatori di sanità, abbiamo portato in pancia tutte le sopravvenienze, quindi tutti gli imprevisti. Io penso che a livello nazionale si devono fare due cose. C'è un tema di cassa, cioè SCEI, che abbiamo pagato e che qualcuno deve darci una mano a rifondere. Intanto grazie ai cittadini che hanno donato, che sono stati più veloci di Roma, perché a tutt'oggi i cittadini 58 milioni di euro ce li hanno messi, 57,8, una roba del genere, oltre 38.000 donazioni. Qui c'è un tema di cassa, che è esattamente quella che abbiamo impiegato, i 200 milioni di euro, per fare tutte le azioni che abbiamo fatto per la cura dei veneti. E poi c'è un tema più importante di investimenti, che per ora si traduce in un centinaio di milioni di euro, da quel che è dato a sapere, per la regione del Veneto. Però può essere molto più organico. Adesso non abbiamo ben capito se arrivano soldi dall'Europa, non arrivano. Guardate, se io lo chiedessi a voi, anche voi non siete in grado di dirmi, ma non perché siate dei disinformati, siete più informati di tutti, ma no, oggi nessuno sa dirci com'è sta storia dei finanziamenti. Se arrivano miliardi di euro in qualche maniera, è pur vero che noi dobbiamo rilanciare tutti gli investimenti nella sanità, e lo dobbiamo fare imponendo il modello procedurale che si è utilizzato per il Morandi. Parlo dell'ospedale di Padova. Noi stiamo realizzando un policlinico universitario da oltre 600 milioni di euro e penso sia fondamentale, dai dati che abbiamo, ve l'ho già detto, che se avessimo una procedura semplificata e più, diciamo, efficace, potremmo portare a casa le opere molto prima. Stiamo parlando di salute, no? Non è che stiamo realizzando un magazzino per mettersi dentro le macchine, quindi uno dice vado in affitto in qualche capannone. Stiamo parlando di sale operatorie, laboratori analisi, camerate, degenze e tutto quello che sapete. Fra l'altro sono tutti letti ad alta specializzazione quelli che si fanno oggi. Treviso, per dire, ho dimenticato di dirlo prima, registratela sta roba, la ciliegina sulla torta è che fra massimo 7-8 mesi avremo anche ultimato il nuovo ospedale. Quindi l'università trova anche una culla eccezionale, trova 1000 posti letto realizzati del nuovo ospedale ad alta specializzazione. Significa posti letto che non sono dei letti normali, significa che sono delle specie di astronavi con una plancia a comandi che curano molto meglio, sono letti per pazienti che possono essere curati in maniera assolutamente performante. Immaginate portare lì gli studenti, formare i nuovi medici lì, capite che cosa portiamo fuori poi alla fine.
Sì, se posso. Prego. Ecco, un chiarimento e poi una segnalazione. Un chiarimento riguarda la Valsugana. Sì. Il blocco, mi sembra di ricordo un punto stampa in cui si disse il cantiere ha a un certo punto spontaneamente ripreso i lavori e lei disse guardate che non è stata una decisione autonoma, non gli ho detto io di ripartire, hanno deciso così, ma insomma è un blocco mi pare stimabile in un paio di mesi. Guarda, se vuoi facciamo fare la verifica e vediamo i dati ufficiali magari domani, però sai, lì poi volontariamente hanno avuto anche un problema perché quando c'è stato il blocco dei passaggi da regione a regione, loro hanno anche molti lavoratori che non sono veneti, quindi hanno avuto il problema delle quarantene, c'è stato un problema di piano di sanità pubblica, quindi le misure temperature, i tamponi, insomma è stata complicata gestire un cantiere come quello. Questo blocco potrebbe ritardare la conclusione finale dei lavori? Ma di certo magari un'ora, un secondo, un giorno, una settimana, non so, un mese ce l'ha portato via, perché comunque noi avevamo un programma imposto all'azienda, perché noi siamo controparte dell'azienda in quel cantiere, l'azienda sta realizzando un'opera per noi, che è un programma che è ovvio che se mancano i lavoratori, ci sono quarantene, hanno avuto problemi poi anche con il tema della recettività, nel senso che l'ospitalità alberghiera a un certo punto ha avuto delle difficoltà perché si chiudevano gli alberghi, capite, 1600 lavoratori non sono pochi, fra l'altro non è, cioè, qualche guaio c'è stato, ma insomma si recupera, adesso caneranno di un po', ma insomma non di anni di certo, questo poco. Voglio dire, se non sarà dicembre sarà gennaio, febbraio. Ma sì, cioè, ma io spero che magari ce la facciano a dicembre, non te lo so dire. Ecco, la segnalazione invece era questa. Ieri ho visto una trasmissione televisiva, parlava della reazione dei sistemi ospedalieri all'emergenza, citava il Veneto, lo citava in termini lusinghieri, però a un certo punto dava la parola a un giovane, a un medico specializzato di Padova, dell'azienda di Padova, e questo diceva noi abbiamo aderito volontariamente alla chiamata alle armi, abbiamo lavorato nelle terapie, nelle subintensive, nelle malattie infettive. Dice tenete conto che noi ad esempio non possiamo come specializzandi anche al quarto anno, anche al quinto anno, non possiamo accedere alla mensa ospedaliera. La formazione è stata sospesa ma dovevamo continuare a pagare le tasse universitarie. Durante il periodo dell'emergenza ci portavamo a casa i camici, le protezioni individuali, i materiali per lavarceli da soli, per igienizzarli da soli. Insomma, ha detto siamo rimasti male perché quando c'è stato un premio al personale della sanità anche il Veneto si è dimenticato di noi. Ma guarda, allora, l'assessore Lanzarin sta risolvendo anche questo problema, me l'ha detto adesso son orecchio. Francamente glielo dico, Presidente, perché mi sembra insomma... No, ma guarda, questi giovani, ma non tanto... Stai sfondando una porta aperta. Guardi, oltretutto il Veneto in quest'ambito qualche credenziale buona ce l'ha, perché non ci dimentichiamo la battaglia fatta noi la battaglia. Ecco, che poi... Ma anche per le borse di studio, guarda, io direi questo. Però sti ragazzi, insomma... Direi intanto che gli specializzandi sono dei medici a tutti gli effetti ed hanno fatto un lavoro strepitoso nelle terapie intensive, nelle infettive, dappertutto. Detto questo, e anche nelle cure, nei reparti di cura normale, comunque in tempi di coronavirus, dobbiamo ricordarlo questo. Detto questo, noi ci siamo trovati a dover dare disponibilità, l'abbiamo fatto volentieri per una premialità. L'assessore sta già parlando anche per questa categoria. È pur vero, se dovessimo essere onesti, che non è stata messa sul tavolo questa partita all'inizio. Certo, però a mio avviso se c'è qualcuno che può, come si può, rivendicare con forza questa istanza, lo sono proprio loro, che sono i medici tra i medici, punto. Cioè guarda, ben venga questa tua domanda, l'assessore mi ha suggerito subito dicendo che ha fatto un incontro anche stamattina e pensa di chiudere sta partita. Insomma ci sarà un riconoscimento. Sì.
Grazie. Prego. Altre domande, ragazzi? Fois. Sì, io volevo chiedere questo perché oggi la Germania, anzi comunque in queste ore la Germania ha riaperto i confini con l'Italia per quello che riguarda il turismo, però sconsiglia ai suoi cittadini tedeschi di venire in Italia da noi, che è un problema che riguarda poi principalmente una regione come la nostra, dove più del 60% di turismo è straniero, mentre in alcune regioni del sud il dato è completamente l'opposto, vale a dire la maggioranza sono italiani, spesso anche veneti che vanno giù. Questa cosa da parte del governo tedesco la preoccupa, Presidente? Tra l'altro il sottosegretario Variati ha detto che il governo spenderà diversi milioni di euro adesso per un piano di rilancio della nostra immagine all'estero. Sì. Da quanto tempo è che vi parlo io di questo piano e mi prendevano in giro? Andate a controllare le sue dichiarazioni, penso da febbraio. La stagione finisce a settembre, Cioè, lo dico così, non so, tanto per dirlo. La stagione finisce a settembre. Pensate che i tedeschi, in particolar modo, ve lo dice un ex operatore, i tedeschi a dicembre-gennaio già decidono dove andare e comprano il pacchetto. Per carità, è arrivato il coronavirus anche da loro, non sarà dicembre-gennaio, però di certo non si mettono a metà giugno o a luglio a comprare l'Italia. Se ci vengono è grazie ai nostri operatori che hanno contatti e che vedono nei turisti tedeschi dei familiari che tornano a casa per un paio di settimane, una settimana, quello che è, perché ci tornano da sempre. Ho citato ieri i 2 turisti tedeschi che da 40 anni vanno al Cavallino, sono solo la punta di un iceberg di un popolo di tedeschi, di austriaci, di altri paesi che vengono in Veneto, quindi noi li ringraziamo. Chiediamo al governo tedesco di considerarci assolutamente dei fratelli e di continuare questo percorso assieme. Non siamo degli appestati, riusciamo a garantire qui in Veneto una sanità che è tra le migliori a livello internazionale e i tedeschi lo sanno, perché quando sono qui sono sicuri. Fra l'altro abbiamo voluto con forza, ad esempio, liberare per primo tra gli ospedali Covid free proprio quello di Jesolo. Jesolo è il primo ospedale Covid free liberato, ma del resto con 2 pazienti Covid free in terapia intensiva c'è poco da fare gli eroi adesso, insomma non ce ne sono più pazienti. Abbiamo anche problemi nella ricerca, perché non avendo più pazienti, avete sentito anche il professor Navalesi ieri, ha detto che ricerca facciamo se abbiamo solo 2 pazienti in tutte le terapie intensive del Veneto, Covid. Tra l'altro è arrivata proprio adesso la notizia che dal Viminale arrivano circa 5 milioni di euro per l'operazione Spiagge Sicure, insomma, per mettere in sicurezza le spiagge. 5 milioni di euro da parte di chi? Del governo? Sì. Per far cosa? 8 milioni di euro per spiagge sicure. Cioè? Per cui... Sarà per le forze di polizia queste cose qui, sì. Adesso più che spiagge sicure adesso abbiamo bisogno di spiagge piene, che è un'altra roba. Io farò l'operazione spiagge piene, in sicurezza. Ma guardate, noi abbiamo una fortuna, che abbiamo degli operatori eccezionali, perché se avessero dovuto diventare grandi aspettando il pubblico sarebbero tutti morti nella storia del Veneto. Io devo dire che molti operatori mi dicono che questi inviti da parte del governo tedesco non li spaventano, perché in realtà i tedeschi hanno sempre cercato di trattare... Ma è casa loro? I tedeschi a casa loro, ma alla fine non li ascoltano. Per cui. Guardate, cioè noi siamo poliglotti nelle nostre località turistiche, cioè un tedesco non ha bisogno di imparare altre lingue, parla tedesco. Questo dà una dimensione di quanto a casa si sentono i tedeschi da noi. Bene. Altro ragazzi? Ci sono altre domande? Prego. Prigioni. Brava. In cui si potrebbe ancora sperare a fine luglio oppure a settembre ormai è tempo di migrare. E faccio anche una citazione. Ma guarda, io ti dico questo, ti dico che siamo in un paese nel quale abbiamo capito andare a votare è un problema. Io mi metto da parte dei cittadini che vogliono votare. Tifo ancora perché, per carità, in linea di principio giuridico, il governo ritira questo decreto, ne fa un altro, a luglio si va a votare. Stamattina ho incontrato il mondo dello spettacolo, ho incontrato le discoteche, non ve l'ho neanche detto, tu incontri la foto stamattina, le discoteche, il mondo dei service, coloro che hanno tutti i palchi per i concerti, per la Dunata degli Alpini, per le manifestazioni, sono in estrema difficoltà, sono i primi ad aver chiuso e sono gli ultimi che forse rivedranno l'apertura. Dico forse perché tanti non sanno neanche se apriranno più.
Allora, voi capite che davanti a tutto questo, pensare che si apre tutto e non si va a votare, qualcuno lo andrà a spiegare ai cittadini. Immagino che i cittadini poi si vendicheranno. Io immagino già che se si andrà a settembre si troveranno tutte le schede incise con la matita compilativa, no? Spaccheranno anche la mina della matita copiativa, scusate. Perché? Perché la gente si è incazzata, cioè è inevitabile, non ci mandano a votare. Dopodiché, come presidenti di regione, abbiamo ancora una volta dimostrato di essere persone per bene, trasversalmente, non c'è politica. Abbiamo detto: volete farle più in là? Boh, ne prendiamo atto. Io non sono d'accordo. Ne prendiamo atto, ma fatele prima dell'apertura delle scuole. Cioè questi pensano di aprire le scuole, poi chiuderle, tenerle chiuse una settimana perché fa il coso, disinfesta, fa, briga, sanifica tutto e poi riprendiamo un'altra volta. Io veramente spero che si faccia quantomeno prima delle scuole. Questa ipotetica finestra della quale si sente parlare va dal 6 settembre in poi, quindi il 6 si può andare a votare a casa mia. Adesso vedo che parlano del 20, del 27, di ottobre, del 1° maggio, non so quando andranno a votare, però guardate, parlo contro i miei interessi, io sono tecnicamente scaduto. Vi è chiaro, no? La nostra legislatura è scaduta una settimana fa forse. 31 maggio, quindi quanti giorni sono passati? Una settimana? 6 giorni. Quindi in teoria, cioè, tutti coloro che sono nella mia condizione, cioè tutti quelli che sono scaduti, sindaci, presidenti di regione sono 6, si ritrovano mesi prorogati, non ho capito in virtù di cose. Neanche in guerra si sono fatte queste robe, però in questo momento storico in Italia si può fare di tutto. Presidente, domanda un po' tardiva, ma ho buttato adesso un occhio sul report, lei l'aveva detto, ma insomma vederlo nero su bianco colpisce. Ma in sostanza ieri il professor Navarrete ci ha detto: anche per me il virus è clinicamente morto. Sì, l'ho detto all'inizio della sua esposizione. All'inizio. E francamente, guardando questi dati, insomma, verrebbe da condividere. Cioè siamo entrati nella fase a tutti gli effetti post-Covid. Noi siamo nella fase della convivenza, no? Oggi abbiamo 8 contagiati, quindi vuol dire che da qualche parte c'è il virus, ma non è più così virulento come quando, vi ricordavate che facevamo 100 contagiati al giorno, c'era una strage di contagi, tiravamo su tamponi positivi a go-go. Oggi la virulenza è più bassa. Si vede che ha difficoltà. Se prima era un centrometista per saltare da un corpo all'altro, da una persona all'altra, adesso è zoppicante, non ce la fa, è spompato. Allora, ho solo detto una volta artificiale, ma è Coppa al mondo. Però insomma qualche articolo in giro lo vedo di conforto, semplicemente per avere... non mi avventuro su ste robe. Anche sullo spompato ci sarebbe molto da dire. Guardate, la verità è che lo diceva il professor Navalesi, l'ho detto la professoressa Tacconelli, l'ho detto il professor Crisanti, l'hanno detto un po' tutti, di questo virus si sa di meno di quello che si dovrebbe sapere, punto. Possiamo partire da questo presupposto, ma voi ieri avete sentito un clinico vero che vi ha detto: guardate, abbiamo iniziato e abbiamo scoperto giorno dopo giorno quello che potevamo fare e migliorare. Siamo passati dal paziente che ha la polmonite alle coagulazioni. Ieri forse non è stato recepito del tutto il passaggio, non solo polmonari, in giro per il corpo, quindi encefaliti come esiti, miocarditi, insufficienze renali, cioè le coagulazioni sono dei tappi alla circolazione e quindi va in tilt il sistema, no? Come se voi aveste la gomma dell'acqua per innaffiare l'orto, a un certo punto uno ci fa un nodo in mezzo è ovvio che se c'è pressione spacca qualcosa, ed è esattamente quello che il virus ha fatto. 30% dei casi guariti hanno esiti non positivi dalle cure. Nonostante questo, lei ritiene, lo diceva all'inizio, che le mascherine, il gel e le distanze ci accompagneranno per mesi? Beh, guardate, io immagino che accadrà che noi avremo la mascherina come accessorio. Ce la indosseremo quando magari dobbiamo fare un colloquio in una stanza con delle persone, quando dovremo entrare in un negozio, diciamo sarà indossa e togli la mascherina.
dovremo pian piano avvicinarci all'autunno, ci confronteremo con la fase diciamo influenzale, che sarà una fase, in questa fase, forse l'aspetto negativo, i clinici non ve l'hanno detto, lo dico io perché pensando a quello che ci toccherà, se mai ci toccherà, perché non ve lo so dire, noi che siamo dall'altra parte del tavolo, che sono quelli della programmazione, diciamo nel 2020 è arrivato tardi, ha preso la coda finale dell'influenza, giusto? No? È arrivato a febbraio. Se arriva nell'autunno 2020, arriva l'inizio dell'influenza e quindi c'è il rischio di una sovrapposizione dei due corona paurosa e quindi con magari pazienti coronavirus, pazienti con un'influenza forte e quindi questo è lo scenario peggiore. Lo scenario migliore è che non si ammala nessuno, è finita lì e non è escluso. Nessuno può dircelo questo, Poi se non c'è nessun altro chiudiamo? Ok, sì. Sui decessi delle ultime 24 ore, Presidente, lei ha detto 11 morti. Sì, e 9 in ospedale. Perché adesso ci è arrivato il report dell'azienda Zero dove segna 0 dappertutto, anche per i decessi. Il report è questo. Lui fa quello sulle 24 ore, tu adesso hai avuto quello delle 8. Ah, forse tu hai avuto quello della mattina. Sì, ok. Noi facciamo quello suo sulle 24 ore. Io vi do le 24 ore così avete un quadro delle 8. Ok. Vabbè, voi ascoltate il mio, ma non perché siamo più bravi, è sempre l'azienda Zero, solo che è una sintesi delle 24 ore. Sì, non era proprio la paura di aver capito male nel momento in cui lo diceva. No, ma è utile a chiarirla sta roba. Altro ragazzi? Ci vediamo domani. Vi lascio la Lanzarin, prego, cedo il posto a Lanzarin che ha delle domande. Grazie, buongiorno. Assessore, buongiorno. Qualcosina di più con questo discorso degli specializzandi? No, io stamattina ho incontrato l'ordine dei medici di tutte le province, mi avevano chiesto un incontro, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo avuto un incontro con tutti l'ordine dei medici a inizio, quando è partita, quindi le prime settimane, diciamo, quando ancora attorno a questo tavolo ci siamo in questa stanza incontrati con farmacisti, medici, insomma un po' tutte le categorie proprio per organizzare i primi momenti. Poi ci siamo tenuti in contatto, adesso abbiamo fatto un incontro per fare un po' il punto rispetto appunto alla fase sicuramente più difficile, la fase 1, la fase 2 e anche la fase 3. Loro volevano anche chiedere qualcosa rispetto a settembre, la ripresa delle scuole, insomma, dove sapete c'è ancora tanta confusione, quindi anche il discorso influenzale, quindi è uscita ieri mi sembra la circolare del Ministero che parla della raccomandazione, una forte raccomandazione, quindi anche noi partiremo con una campagna informativa importante in sensibilizzazione, abbassando anche ai 60 anni il discorso del vaccino anti-influenzale e quant'altro, quindi anche stiamo organizzando un po' tutta la campagna eccetera, quindi ci siamo un po' confrontati su queste cose ed è emerso anche il discorso legato ai specializzandi. E quindi anche loro si sono fatti portatori di questo disagio che i specializzandi hanno manifestato e quindi ho subito cercato di rassicurare che rispetto appunto ai percorsi che erano stati seguiti per gli incentivi che sono quindi stati poi suddivisi, insomma sapete bene, insomma, tra la parte del comparto e la parte della dirigenza medica, e che però insomma mi sarei fatta subito parte attiva per risolvere per lo più insomma le problematiche che citavi tu prima, quindi quelle della mensa, insomma, che erano problematiche che in parte erano già state emerse in fase di osservatorio, in cui sai, osservatorio sulla specializzazione, che era quello che poi aveva firmato i famosi accordi, insomma, che sono stati siglati importanti con le due università, e quindi proseguiamo con i discorsi, con l'impegno anche di cercare di trovare una soluzione, insomma, per proprio le questioni che dicevi tu, quello della mensa e anche quello, insomma, del materiale di utilizzo suo di loro, insomma, all'interno delle strutture. No, su questo non abbiamo, su questo qui non ci siamo, non abbiamo ancora preso in mano questa situazione, ma non l'abbiamo presa in considerazione, insomma, oggi, insomma, vediamo strada facendo, ma oggi, insomma, non c'è un impegno, ecco, su questo. Neanche di premio, di cose? Oggi gli incentivi voi sapete che sono andati al comparto, quindi tutta la parte del comparto e parte della dirigenza medica.
Sugli incentivi sapete, insomma, perché avete visto, ci sono i discorsi legati anche alle strutture sociosanitarie, si è parlato a volte quindi di case di riposo, si è parlato delle strutture private, quindi anche voi mi sembra avete sollevato la questione anche delle strutture private, però oggi il nostro si è fermato appunto alla sanità pubblica, quindi dirigenza e comparto. Sembrava di capire che ci fosse non un impegno, perché impegno vuol dire una cosa precisa, ma anche da quello che diceva insomma Zaia, ci fosse una disponibilità a valutare un'estensione della premialità agli specializzandi. Su questo dobbiamo parlarne, insomma, oggi non ne abbiamo ancora parlato. Assessore Bottacini è già qui, guarda, però se ti metti là in media ti vedono. Buongiorno Assessore. Siccome lo vedo già con la calcolatrice, con il report, allora faccio... No, anche perché il report è di azienda zero, questa cosa non la gestisco io, quindi. No, ecco, allora, prima dicevamo che le terapie intensive sono ai minimi termini, si parla di 8 malati Covid in tutto il Veneto, quindi insomma siamo verso l'azzeramento. Siccome lei mette lo... No, sono due Covid in terapia intensiva. Sì, in terapia intensiva, ma mi pare 8 in tutto il Veneto. No, 84. Hanno 16 in terapia intensiva. No. Allora, malati Covid, ce ne sono 2 in terapia intensiva e 82 negli altri reparti, totale 84. Va bene, 84. 2,72 sono quelli no Covid in Ecco, comunque insomma la situazione è in rapido calo. Siccome lei ha provveduto all'aggiornamento del famoso modello matematico in questi mesi, a posteriori il modello si è rivelato, il modello previsionale si è rivelato efficace, si è rivelato... Assolutamente sì. Sì. L'ho sempre detto, c'è stato un momento in cui 2 o 3 settimane fa il modello aveva delle difformità rispetto alla realtà, a quanto stava accadendo in realtà, e poi dopo ciò era dovuto al fatto che, siccome uno dei parametri che si inserisce nel modello è la durata media della malattia, il dato reale era più alto rispetto a quello che indicava il modello. In realtà poi si è scoperto, e vi è stato comunicato, che venivano considerati pazienti Covid anche chi non era più Covid ma era ancora in ospedale per altre tipologie di complicazioni, e una volta suddiviso le 2 categorie, quelli Covid da quelli non Covid, il modello si è riallineato immediatamente. Infatti avevo detto che questa settimana, avevo detto alla concorrenza, al Gazzettino, una settimana fa avevo detto la prossima settimana prevede che si vada a metà settimana sotto i 100, e infatti ieri l'altro siamo andati sotto i 100, giovedì siamo andati a 98 mi pare, oggi siamo a 84. Tendenzialmente l'azzeramento secondo il modello? Secondo il modello da sempre, abbiamo sempre detto fine giugno, primi luglio. Grazie. Dei pazienti ricoverati in ospedale positivi al Covid. Ma dei contagi non saremo molto distante, comunque ovviamente anche il contagio è leggermente sfalsato, poi sapete che non tutti i contagi sono sintomatici e non tutti i sintomatici richiedono il ricovero ospedaliero. C'è un'indicazione anche per l'azzeramento dei contagi? Più o meno saremo verso la fine di giugno. Poi quando io dico azzeramento tenete presente che stiamo parlando di dati di previsione, e la previsione per definizione è sempre sbagliata. Dipende di quanto è sbagliata, perché se è sbagliata dell'1, 2, 3% o 5% è buona, molto buona. Se è sbagliata del 100% è molto poco buona. Quindi non è che venite qua il 30 giugno e dite c'è ancora un contagio, tu avevi detto, cioè, sono dati come quando c'è stato il primo giorno in cui i nuovi casi positivi erano 0, che avete titolato perché qualcuno ha detto sconfitto il virus.
Non ha alcun significato dal punto di vista statistico un giorno con i nuovi casi zero. È necessario che ci sia una continuità, tanto è vero che abbiamo sempre detto, ancora settimane fa, che i dati erano in calo e qualora fosse cambiato il trend, cioè non bastava che ci fosse per un giorno la crescita dei ricoveri, ma se per 7 giorni ci eravamo dati tutta una serie di regole, ci siamo dati, se per 7 giorni continuativi c'è un dato che inverte la tendenza, quindi col segno più, e questo dato supera una certa percentuale rispetto al dato originario, eccetera, eccetera, c'erano i vari campanelli di allarme che avrebbero portato a misure di contenimento, quindi l'isolamento della struttura. Però ripeto, abbiamo il monitoraggio continuo e costante dei focolai, anche gli ultimi casi positivi non evidenziano particolari focolai, e quindi questo significa che magari è il figlio di qualcuno che lavora in ospedale che magari si è contagiato, cioè, non abbiamo indicazioni relative a focolai dovuti, non so, alla Movida, no? Ne avete parlato il 18 maggio, da quando si sono riaperti i locali. Ecco, non abbiamo una concentrazione, non so, i 9 casi positivi, mi pare siano 9 o 11, non ricordo, di oggi, o 8, non è che sono tutti che sono della stessa città o dello stesso comune e che sono gli amici che hanno fatto la festa in quel locale. Ad oggi non è così, insomma. Sì, in realtà no, nel senso che le età, io ho guardato le età, gli ultimi dati sono persone anziane, quindi può essere una coda ancora di qualche casa di riposo, quindi ospiti più che sanità, oppure mi pare che ci sia un classe 98 e quindi magari figli di cioè, insomma, però stiamo parlando di valori ben al di sotto dell'1 per 1000, ok? Quindi ci può essere il caso, però ovviamente quando c'è il caso uno deve stare in quarantena anche se è asintomatico, sappiamo, insomma, no? Quindi viene isolato in maniera istantanea. Grazie ragazzi, a domani. Buona domenica, ce la diciamo domani. Ecco, allora è terminata in questo momento la conferenza stampa del Presidente della Regione Zaia con gli interventi poi dell'assessore Manuela Lanzarin alla Sanità e Giampaolo Bottacin alla Protezione Civile. Riepiloghiamo dunque quelli che sono i dati di oggi, l'avete sentito, se ne è parlato diffusamente, sono dei dati che come dire, confermano questo trend in calo di contagi nella nostra regione, anche se rimane comunque pesante questo strascico di decessi, perché appunto, come diceva il governatore, ce ne sono stati 11 nelle ultime 24 ore, 9 dei quali in ospedale, quindi in vari ospedali della nostra regione, gli altri nelle case di riposo. Complessivamente, dunque, ricapitolando, lo vediamo anche con l'aiuto della nostra grafica, la tabella diffusa dall'azienda Zero, le persone attualmente positive nella nostra regione sono 1164, 8 i casi in più rispetto a ieri, che fanno salire a 19.182 il numero complessivo delle persone contagiate da coronavirus in Veneto dall'inizio dell'epidemia. I soggetti tuttora in isolamento domiciliare sono 1057, si tratta quindi di persone positive al virus per le quali non è stato richiesto il ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale, attualmente in Veneto ci sono complessivamente 323 persone ricoverate in ospedale, 82 delle quali ancora positive al Covid, 16 invece sono i ricoverati in terapia intensiva, 14 si sono negativizzati, 2 sono positivi. Che cosa significa? Significa
significa che si tratta di pazienti che non sono più positivi al virus, ma le condizioni dei quali sono ancora talmente gravi da richiedere un ricovero in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, dicevamo siamo a 0 per quanto riguarda la notte, quindi nella notte dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina, appunto bollettino della Regione, non ci sono stati nuovi decessi, ma ce ne sono stati appunto 11 nelle ultime 24 ore. Questo dunque è il riepilogo dei dati di oggi per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia nella nostra regione. Vedo ora che abbiamo già in collegamento Skype Nicola Talmi della CGIL di Treviso. Buongiorno a Talmi, grazie per essere in collegamento con noi. Ci sono diversi temi dei quali volevo parlare con lei quest'oggi. Il primo, ed è notizia appunto di queste ore, è quello relativo alla sanatoria degli stranieri con lavoro irregolare. Partiranno lunedì, no? Se non sbaglio, le modalità per poter regolarizzare queste persone. La situazione, diciamo, in questo momento nel nostro territorio qual è? Allora, diciamo che il governo ha fatto una sanatoria diciamo abbastanza ristretta e limitata nei criteri, ovvero che le persone che già attualmente lavorano diciamo così senza contratto regolare nei settori dell'agricoltura e settori collegati, come pure nei settori tipo colf e badanti di aiuto alla persona, quindi stiamo parlando di persone che non hanno titolo di soggiorno valido ma svolgono comunque questi lavori, quindi ovviamente in nero, possono emergere, quindi diciamo regolarizzare la loro posizione e ottenere quindi un permesso di soggiorno per continuare a fare il lavoro che stanno già facendo. Okay? Quindi da questo punto di vista è un'esigenza importante, perché probabilmente queste persone, senz'altro queste persone stanno già lavorando qui da noi, ma in modo irregolare, quindi sono ricattabili, sono forme diciamo così anche di schiavitù, c'è evasione contributiva, c'è evasione fiscale da parte del datore di lavoro, e quindi voglio dire è positivo che si decida di trovare una formula che permetta diciamo a queste persone di essere regolarizzate, quindi questo è senz'altro positivo. Poi c'è la possibilità invece per quelli che sono diciamo così qui perché sono dei diciamo così richiedenti asilo che non hanno ancora ottenuto, che se queste persone trovano una persona disponibile ad assumerle in questi settori, quindi agricoltura e settori collegati e cura della persona, ovviamente contratti regolari, hanno un permesso di soggiorno per il periodo diciamo di questo contratto. Siccome ovviamente le aspettative sono alte e siccome ogni volta quando cominciano queste sanatorie cominciano aggirandola purtroppo anche di truffe, di cose poco chiare, di contestazioni in tribunale e quant'altro, noi come CGIL abbiamo trovato un sistema piuttosto efficace che da lunedì è disponibile in tutte le nostre sedi e anche a Treviso anche tutti i lunedì dalle 5:30 alle 7:30 a binario 1 vicino alla stazione, allo spazio sociale vicino alla stazione. Cioè abbiamo fatto una specie di triage, sono 5 domande semplici che sia il cittadino straniero sia il datore di lavoro eventuale possono compilare e per verificare se rientrano in questa sanatoria, in modo tale che poi noi gli fissiamo un appuntamento. Vogliamo evitare che ci siano invece tutte quelle forme purtroppo di truffe nei confronti di questi ragazzi e di illegalità che rischiano poi appunto di danneggiare loro e danneggiare noi. Quindi cerchiamo di fare una cosa trasparente, noi diamo le informazioni, spieghiamo quali sono i criteri, facciamo questa specie di triage come si fa quando si arriva in pronto soccorso, diciamo così, in modo tale che il cittadino capisce se rientra nelle condizioni o meno e a quel punto noi gli fissiamo un appuntamento. Ecco, Talmi, diciamo nel nostro territorio, ne accennava lei, insomma si tratta soprattutto di lavoratori di quali settori? L'agricoltura, le badanti, i servizi di cura alla persona, anche sì. Di che numeri stiamo parlando? Siete riusciti a farvi un'idea? Perché ovviamente trattandosi di tutta un'economia sommersa è chiaro che è molto difficile riuscire anche a monitorare e a raggiungere poi effettivamente tutte queste persone. Il problema è esattamente questo, perché la sanatoria prevede
un vincolo esplicito a questi settori, quindi agricoltura, allevamenti, piscicoltura, cioè i settori legati all'agricoltura, che sappiamo purtroppo prevedono molto spesso lavori che gli italiani non vogliono fare, che fanno spesso gli stranieri in condizioni di sfruttamento e di quasi schiavitù, ed è per questo che è giusto farli emergere, perché a quel punto tutti possono fare quel lavoro se le condizioni diventano, diciamo, normali, okay? E in più c'è tutto il lavoro di assistenza alla persona, quindi le colf e le badanti, che anche questo sappiamo essere un grosso settore. Pensiamo a tutte le badanti che assistono i nostri anziani e che sono magari diciamo così dell'Ucraina, della Moldavia, e che quindi hanno bisogno del permesso di soggiorno e magari lavorano in situazione di semiclandestinità. Allora su questi due settori, le persone che, diciamo così, già lavorano, per semplificare, già lavorano in quei settori ma non hanno il permesso di soggiorno, oppure non hanno il permesso di soggiorno e hanno trovato lavoro in quei settori, queste persone possono essere regolarizzate. Mi sembra una cosa di buon senso, perché stiamo parlando di lavoro regolare dove uno paga le tasse, paga i contributi e le cose sono migliori per tutti. Purtroppo sa cosa succede? Già in passato con le sanatorie, è successo anche con le sanatorie fatte anche dal centrodestra, a prescindere dal colore dei governi, poi ci sono le 1000 scappatoie, no? E quindi capiterà che ci saranno strani, diciamo così, assunzioni di giardiniere o di cuoco da parte di persone che non hanno il reddito per avere un giardiniere o un cuoco, e quindi è chiaro che scattano dei meccanismi molto di truffa, di sotterfugi da questo punto di vista, proprio ai danni di queste persone, e noi vogliamo cercare di far sì che in questa giungla ci sia un elemento di chiarezza, per cui tutte queste persone possono rivolgersi da lunedì in tutte le sedi della CGIL in provincia di Treviso, in più appunto a binario 1, e lì gli viene fatto questo triage, lasciano il loro nome, cognome, numero di telefono e mail, e noi gli fissiamo un appuntamento per verificare se è possibile. Ad esempio, se il datore di lavoro regolarizza un cittadino straniero per un contratto regolare, c'è una sanatoria da pagare, ci sono dei versamenti da fare ovviamente per sanare la situazione, quindi noi gli diamo assistenza su tutte queste cose al lavoratore e anche al datore di lavoro. Ecco, ma come fanno questi lavoratori a dimostrare, per esempio, di avere lavorato da un certo periodo, eccetera, se erano in nero, ovviamente? Quindi è chiaro che spesso, peraltro si tratta anche di persone magari facilmente ricattabili per questa situazione, no? Sì, questa è la cosa che a noi preoccupa di più, perché diciamo, allora, da un lato il lavoratore deve dimostrare di essere qui da un certo periodo, cioè non può arrivare adesso, ecco, perché sennò riapriremmo ovviamente i barconi e quant'altro, deve essere qui da un certo periodo, e deve dimostrare di aver lavorato in quel settore perché è il suo datore di lavoro che vuole creare le condizioni per far emergere questa situazione, quindi diciamo così, assieme il lavoratore e il datore di lavoro dovranno venire a fare le pratiche per regolarizzare la loro situazione. Quindi è positivo per questo, perché è una lotta contro il lavoro nero sommerso, che io voglio ricordare che avere dei dipendenti che lavorano in nero e che sono senza permesso, quindi sono ricattabili, è anche una forma di concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese che invece pagano regolarmente i loro dipendenti. Quindi che noi riusciamo a fare, ad esempio nel vasto settore dell'agricoltura, gli allevamenti e quant'altro, una emersione da questo lavoro nero precario, sfruttato, ai limiti qua molto spesso della schiavitù o del caporalato, è positivo perché evita che certe aziende, molto spesso ricordo anche infiltrate dalla malavita in alcune zone del nostro paese, facciano concorrenza sleale agli imprenditori onesti che invece i loro dipendenti li pagano regolarmente. Stessa cosa riguarda il tema delle badanti e delle colf, perché chiaramente noi siamo a conoscenza del fatto che vi sono molte persone che lavorano per accudire i nostri anziani, il nostro territorio, sono senza permesso di soggiorno, senza contratto regolare, e quindi situazioni di irregolarità, pensiamo anche solo, voglio dire, ai contributi per avere l'assistenza sanitaria, per dire una banalità. È bene che tutte queste forme emergano. Noi lo diciamo sempre alle famiglie che si portano in casa una badante magari in modo irregolare, come capita spesso, che si mettono in un brutto vicolo senza uscita, perché poi dopo succede che magari ci sono delle vertenze, ci sono delle contestazioni, quindi è bene fare emergere
settori che sono importanti, perché se pensiamo a tutto il settore appunto agricoltura e all'allevamento, l'importanza che ha avuto durante il Covid, perché è quello che ci ha permesso che noi abbiamo potuto continuare ad avere il nostro cibo nelle nostre tavole, e l'assistenza alle persone anziane e deboli delle nostre famiglie sono settori molto importanti. Quindi, se fatto in modo regolare e trasparente, questa sanatoria, che guardate non sarà che una grande sanatoria, si parla a livello nazionale di 500.000 persone, secondo noi i numeri saranno molto più bassi, stiamo parlando comunque anche di entrate, perché sono persone che cominceranno a pagare i contributi, a pagare le tasse, e questo e contribuire anche al nostro sistema sanitario, questo è importante. Ecco, in provincia di Treviso, secondo lei quante persone potrebbero essere coinvolte in questa sanatoria? Fare questa valutazione. Io credo che nei nostri territori probabilmente sarà maggiore il numero delle persone che faranno una riabilitazione per cura della persona piuttosto che dell'immigrazione, che dell'agricoltura, perché credo che il tema della presenza in agricoltura sia più presente in altre zone del nostro paese, però di colf e badanti parliamo di numeri piuttosto alti. Ecco, per quanto riguarda le colf e le badanti, peraltro purtroppo molte di queste persone sono state anche protagoniste di un licenziamento, se così si può dire, diciamo una sospensione temporanea del lavoro proprio durante questo periodo dell'epidemia di Covid, perché molte famiglie, proprio per paura di accogliere nella propria abitazione una persona esterna al nucleo familiare, che tra l'altro avrebbe comunque dovuto uscire di casa o andare in giro senza esserne di fatto autorizzata, perché lavorava in nero ovviamente, hanno fatto sì che molte di queste persone si siano trovate, di queste badanti, insomma, si siano trovate prive di sostentamento, prive di reddito, magari anche prive di alloggio, se alle volte si abitavano in casa della famiglia. Sì, noi ce ne siamo accorti, sapete da cosa? Dal fatto che il governo ha previsto, secondo me correttamente, la possibilità di avere il bonus di 600 euro per queste persone, e abbiamo visto che sono molte le persone che hanno dovuto richiederlo. Però ovviamente potevano chiedere il bonus di 100 euro quelle che avevano a monte un contratto di lavoro regolare. Quelle che non ce l'avevano invece era più difficile. Però dal numero di domande di persone che sono venute ci dà l'idea che la presenza di lavoratori, diciamo così, irregolari o in nero nel settore del lavoro domiciliare, della cura della persona, come nel settore dell'agricoltura, pensiamo ai periodi per via delle vendemmie nei nostri territori, ci siamo accorti che recentemente, proprio a seguito delle restrizioni dal mondo imprenditoriale del settore dell'agricoltura e del vino nel nostro territorio, è venuta una preoccupazione, la preoccupazione che non ci fossero più le persone sufficienti per fare quel lavoro. A fronte di questo qualcuno ha detto che chi percepiva il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto andare a lavorare nei campi. Non ne abbiamo visto molti di lavoratori con reddito di cittadinanza andare a lavorare nei campi. In ogni caso è evidente che quel problema c'era, e ripeto, è un interesse di tutti che quel settore emerga dalla clandestinità e dalla irregolarità, perché è una concorrenza sleale nei confronti delle altre aziende. Poi pensiamo che vuol dire che appunto quella persona che lavora paga le tasse, versa i contributi e si paga la sanità, e non è più nemmeno un costo per la nostra società, ma anzi è una persona che contribuisce. Guardate, secondo me il problema migliore per risolvere questi problemi, il sistema migliore è sempre quello di riaprire un sistema di flussi di immigrazione regolare, per impedire l'immigrazione irregolare e queste cose. Perché abbiamo visto che anche nel pieno della crisi, noi l'abbiamo sempre detto, ci sono dei lavori che comunque non vengono fatti dai lavoratori italiani o europei. E perché? Perché quei lavori sono lavori che in termini di condizioni di lavoro e in termini di retribuzione sono lavori che molto spesso gli italiani non li accettano. E perché quei lavori sono pagati così poco? Perché molto spesso sono in nero e clandestini. Se noi li facciamo emergere, siccome è un settore per noi importante, è occasione per dare diritti e salario non solo a quelle persone, ma anche a tutti gli italiani che vogliono lavorare in quel settore.
Ecco, il fatto che si sia determinata questa situazione per quanto riguarda per esempio le badanti, rischia secondo lei in qualche modo di far esplodere una sorta di bolla sociale anche nel settore appunto dell'assistenza, della cura alla persona, nel senso che adesso diciamo che l'epidemia sta fortunatamente scemando, magari queste persone stanno anche o sono già rientrate nel proprio paese e quindi si rischia di trovarsi scoperti insomma per l'assistenza a tanti anziani del nostro territorio, così come è avvenuto nell'agricoltura, no? Che mancava poi di fatto la manodopera per lavorare nei campi perché moltissimi sono ritornati nel loro paese. Sì, è molto probabile, ha ragione, perché il tema è che di fronte alla incertezza di quanto sarebbe durata questa crisi e quindi la mancanza di lavoro per queste persone, voi pensate che molte di queste persone che fanno le badanti o che fanno le colf hanno dei costi per mantenersi qui, con i costi della vita nostra, che fanno sì che possono mandare un po' di soldi a casa ma hanno un'autonomia piuttosto breve. Quindi senz'altro noi ci troveremo di fronte al fatto che molte di queste persone sono già rientrate nei loro paesi e probabilmente faranno fatica a rientrare nel nostro. Però ad esempio io penso che anche il lavoro delle colf e delle badanti, perché no, se emerso e regolarizzato, potrebbe essere un lavoro che aprirebbe spazi anche tra i lavoratori nostri italiani, insomma. E guardate, io ho avuto per esperienza personale, purtroppo con 2 genitori gravemente disabili, bisogno di badanti a tempo pieno e ovviamente regolari per un lungo periodo, e devo dire che è un lavoro molto molto pesante. Le famiglie che hanno vissuto la situazione che ho vissuto io sanno quanto è importante trovare una persona di cui fidarsi, perché accudisce i tuoi genitori, di cui fidarsi e che faccia un lavoro che è un lavoro, guardate, molto molto pesante. Quindi far emergere tutto quel settore sarebbe senz'altro importante. Mi viene da dire che è un'anomalia tutta italiana l'uso così intensivo di queste persone, delle badanti, perché probabilmente nei sistemi, diciamo così, di accoglienza di diverso tipo, le RSA, le case di riposo e quant'altro, siamo forse probabilmente ancora troppo fuori con i prezzi, con i costi. Se alle famiglie conviene piuttosto avere una badante in casa che mettere il proprio caro in una casa di riposo, è senz'altro motivato dal fatto che per l'anziano è sempre meglio rimanere nella propria casa che andare in una casa di riposo. Però è anche motivato dal fatto che le case di riposo non sono competitive rispetto alla badante in casa, e questo, guardate, che è un fenomeno tutto italiano su cui dovremmo riflettere, perché evidentemente c'è qualcosa da sistemare da questo punto di vista e credo che prima o poi di questo argomento dovremo discutere. Su questo non ci sono dubbi, ne abbiamo parlato tante volte anche nel corso delle nostre trasmissioni, proprio relativamente a quello che è il problema per molte famiglie di affrontare il pagamento della retta della casa di riposo, che per il pensionato diventa effettivamente molto spesso troppo oneroso, nonostante ci sia anche il contributo regionale, insomma. Allora io direi adesso, se la regia è d'accordo, di andare un attimo in pubblicità, così poi affrontiamo un altro tema del quale lei, Falmi, si è occupato in questi giorni proprio, che è quello del... Prego? Totalmente diverso, dico. Totalmente diverso, sì, totalmente diverso, anche se comunque riguarda delle persone, dei lavoratori che si stanno trovando ad affrontare un periodo di grandissima difficoltà, che tra l'altro non vedono ancora l'orizzonte della fine, no? Perché stiamo parlando naturalmente dei lavoratori del mondo dello spettacolo, del settore dello spettacolo, che sono fermi dall'inizio del lockdown e non sanno nemmeno esattamente quando potranno e come ricominciare a lavorare. Allora, pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo.
Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Siamo in collegamento Skype con Nicola Talmi della CGIL di Treviso. Buongiorno di nuovo a Talmi, grazie per essere con noi. Affrontiamo allora questo argomento dei lavoratori dello spettacolo. Nei giorni scorsi avete avuto una conferenza online con tutti i diversi settori coinvolti in questo momento di grandissima difficoltà, perché nel mondo dello spettacolo soprattutto rivolti ai nostri telespettatori, non lavorano solo i grandi attori che siamo abituati a vedere al cinema, ma tantissime altre figure professionali, sono davvero tante, che di fatto si sono ritrovate all'improvviso dall'oggi al domani fermi, senza un lavoro, molto spesso anche senza la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali e peraltro trattandosi appunto di un settore ritenuto particolarmente a rischio di contagio, non si sa nemmeno quando potranno ricominciare effettivamente a lavorare. A Talmi, che cosa è emerso in questo incontro che avete avuto l'altra sera? Sì, noi abbiamo fatto per la prima volta un'assemblea, con i lavoratori stanza, erano da casa loro, i lavoratori del Veneto, dove abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione della ripartenza del settore dello spettacolo. Perché? Perché di fatto lo spettacolo è il primo settore che si è fermato e sarà probabilmente l'ultimo settore che ripartirà. E questo non è un problema da poco, perché non stiamo parlando solo dei grandi teatri piuttosto che dei grandi concerti rock, ma c'erano un sacco di lavoratori che dalla musica al teatro, agli spettacoli di strada, ai cinema stessi, sono rimasti fermi fin dall'inizio. Quindi parliamo di decine di migliaia di persone che lavorano in un settore che, ricordo, è anche molto legato al turismo. Allora noi non sappiamo quali saranno le condizioni attraverso le quali si potranno ricominciare gli spettacoli, siamo preoccupati per questo, perché gli obblighi di distanziamento sia tra gli operatori sia tra il pubblico sono degli obblighi che possono o rendere antieconomico, continuare a fare gli spettacoli, o possono rendere impossibile lavorare. Quindi noi abbiamo raccolto queste indicazioni. Assieme è emerso che c'è un gran numero di persone che lavorano complessivamente nel settore dello spettacolo, che per i contratti che hanno si sono trovati a non avere da un lato la cassa integrazione e dall'altro nemmeno il contributo dei 600 euro per i lavoratori autonomi. E quindi un mondo vasto, collegato fortemente al tema del rilancio del turismo, che rischia di essere completamente fermo. E su questo abbiamo anche ottenuto un incontro con la Giunta, con l'assessore Corazzari, con il quale siamo rimasti d'accordo di presentare una piattaforma di proposte e di interventi da parte del sindacato per permettere una ripartenza in sicurezza. Ecco, quindi che prospettiva possono avere secondo lei questi lavoratori? Lo ricordiamo, c'è stato anche qualche attore famoso che si è prestato a fare da testimonial della situazione di enorme difficoltà di queste persone, perché appunto ci sono dagli elettricisti, insomma, a chi monta il palco, a chi suona, centinaia di figure professionali che appunto sono anche, come appunto lei sottolineava, prive di quel minimo di ammortizzatore sociale che magari ha consentito ad altri lavoratori comunque di superare almeno questi primissimi mesi di difficoltà, per quanto insomma in prospettiva sembra che purtroppo le difficoltà saranno destinate a continuare ancora per un bel po'. Guardi, con noi c'era anche Ottavia Piccolo, che insomma è una grande attrice, che non ha certo lei dei problemi, ma ovviamente voleva testimoniare la solidarietà nei confronti dei colleghi. Io vi faccio solo due esempi per capirci. Insomma, chi è di Treviso sa che c'è una presenza storica da tempo di una bellissima attività che è quella degli Alcuni, che ha un teatro, che gestisce un parco, che fa iniziative durante tutta l'estate nei nostri territori, che si trova nelle condizioni di non sapere
se e come potrà ricominciare a fare attività. Oppure le grandi nostre strutture, pensiamo all'Arena di Verona, io ho un ruolo regionale, quindi diciamo così la discussione era a livello regionale, e l'Arena di Verona piuttosto che i grandi teatri storici, il Teatro Verdi a Padova, i teatri del Teatro Stabile, alcuni di questi avranno delle limitazioni nel numero degli spettatori tali che di fatto costa meno tenerli chiusi che farli funzionare. Cioè le spese superano quelli che sono gli incassi con un numero di spettatori così esiguo, quale potrebbe essere quello che verrà concesso. Quello che stanno scoprendo le famiglie che cercano in questi giorni di iscrivere i propri figli ai centri estivi e vedono che per una logica conseguenza di economia di scala, se io devo ridurre di 10 volte il numero di bambini presenti, il prezzo si alza talmente tanto che io non posso neanche andare a usare il centro estivo. Per il settore dello spettacolo uguale, ma per dirvi i criteri per la ripartenza sono un po' assurdi su alcuni aspetti, per dire che perfino i grandi cinema dovrebbero poter riaprire, ma senza la distribuzione di cibo e bevande. Per chi conosce come funzionano le grandi catene dei cinema multiplex, molto spesso il bar e i popcorn sono quelli che creano l'utile rispetto. Allora non capisco come è possibile che abbiano aperto tutti i bar del nostro territorio e un cinema non possa distribuire popcorn. Ma oltre a questo, pensate a tutto il settore delle persone che durante l'estate suonavano, allestivano palchi, illuminazioni, scenografie in tutto il territorio del Veneto, che sono, pensate a tutto il settore nostro delle spiagge, delle montagne, tutte le attività che vengono fatte per i turisti. Attualmente non sappiamo se siamo nelle condizioni che possono ricominciare in tranquillità. Finisco con una cosa che ho scoperto anch'io occupandomi di questo settore, che un flauto traverso, quando suona, è in grado di far schizzare l'eventuale droplet di coronavirus a 7 metri. Quindi voi capite che se su un palco stanno suonando degli strumenti a fiato, bisognerebbe mettere un distanziamento con gli altri musicisti o con il pubblico piuttosto impegnativo. Allora noi ci auguriamo di trovarci quanto prima nelle condizioni che insomma non serva più avere queste precauzioni, però c'è tutto un mondo di persone che fanno questo lavoro per passione, che sono gli attori, i musicisti e tutti quelli che ci girano attorno, che si trovano in una condizione di essere fermi da 3 mesi e probabilmente di essere fermi per altri 3 mesi. Certo, Atalmi, io la ringrazio per questo collegamento, le auguro buon lavoro, ci sentiamo naturalmente prossimamente, vedremo anche se a partire da lunedì che ci sarà questa sorta di screening insomma, dei lavoratori per la sanatoria, quali saranno i numeri e come andranno le adesioni nel nostro territorio. Grazie a Nicola Talmi. Fare un aggiornamento così informiamo i cittadini anche su questo. Sicuramente, grazie allora a Nicola Talmi della CGIL di Treviso. Tra pochissimo noi ci collegheremo con Giovanni Cirilli, che è il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Padova. Prima però ci sono alcuni aggiornamenti di cronaca relativi alla giornata di oggi. Uno ci arriva da Vicenza, lo sentiamo ora collegandoci telefonicamente con la collega Gabriella Basso, ed è purtroppo una bruttissima notizia. Un ragazzino di 13 anni che è morto annegato dopo essersi tuffato in un canale per festeggiare, sembra probabilmente l'ultimo giorno di scuola. Sentiamo i dettagli da Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Tragedia a Brogliano, 13 anni si tuffa nel fiume scomparendo nell'acqua, il suo corpo si è riemerso qualche istante dopo incagliato su una roccia. Sono da poco passate le 17 quando il gruppo di amici sulle sponde del Lagno a Brogliano sono andati a giocare a fare i tuffi. Mattia si tuffa in acqua, ma qualcosa va storto quando riemerge il suo corpo, si incaglia su una roccia. Per cercare di evitare il dramma, uno degli amici si è arrampicato sull'argine, ha attraversato trafelato la pista ciclabile ed è corso verso il vicino hangar della pista aerea per essere leggeri e a chiedere aiuto. Senza perdere un attimo, chi era presente ha afferrato una corda e si è precipitato sulla sponda del Lagno, allertando il numero di emergenze del suo 118, mobilitati gli operatori sanitari con un'ambulanza all'ospedale di Valdaggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Armignani e i colleghi di Vicenza con la squadra nautica e i carabinieri della stazione di Valdagno.
Il ragazzo è stato afferrato e trasportato a Riva. Subito sono state messe in atto tutte le operazioni per rianimare il giovane, momenti che sono sembrati interminabili. Purtroppo però per Mattia, che aveva compiuto 13 anni lo scorso marzo, non c'era più niente da fare. Mattia abitava con la famiglia a Cornedo, amava giocare a calcio ed era diventata una promessa, tanto che dopo le prime esperienze era arrivato a far parte della squadra giovanile di calcio a 5 dell'Ardignano Valchiampo. Nel dolore e sotto shock i 4 amici che erano con il 13enne e che hanno vissuto la tragedia in diretta. Davanti ai loro occhi l'amico inghiottito dall'acqua impetuosa del Lagno, in piena ancora di più nel tratto delle Briglie, dove le cascate mischiose sono state il teatro della tragedia con la morte del ragazzino. Ora la collega Gabriella Basso da Vicenza per questo collegamento, questa notizia purtroppo drammatica che appunto ci arriva da Cornedo. Ci colleghiamo ora via Skype con Giovanni Cirilli, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Padova. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Grazie allora per essere collegato con noi. Allora, farmacisti in prima linea in questi mesi di grande difficoltà nell'affrontare appunto l'epidemia del Covid-19, ne abbiamo parlato più volte nel corso delle nostre dirette. Volevo ora fare il punto con lei su questa fase 2, quasi fase 3 ormai dell'epidemia. Come sta andando, come state fronteggiando ora questa nuova riacquisita libertà, insomma, da parte dei cittadini? Beh, noi continuiamo, visto il nostro rapporto frequente giornaliero con molti cittadini che continuano a frequentare comunque le farmacie della provincia, il nostro è sempre quello di un invito al distanziamento sociale, a portare le mascherine e lavarsi spesso. È sufficiente lavarsi molto spesso con del normale sapone, senza neanche cedere con i vari disinfettanti o igienizzanti che ci sono. Queste sono, diciamo, la base per cercare di evitare che questo virus si propaghi. Ancora c'è non c'è una tranquillità da parte della popolazione e noi lo vediamo anche poi, lo vedete tutti quanti, i tram non sono pieni, i ristoranti ci sono pochi tavoli e tutti vanno un po' con circospezione per vedere cosa succederà, perché ancora le cose non è che siano completamente chiare. Il virus c'è ancora, è inutile pensare che dopo questa parte iniziale di lockdown sia stato dato tutti liberi. Non è così, perché è il momento in cui bisogna fare ancora più attenzione rispetto a prima, perché basta sbagliare alcune cose nei nostri atteggiamenti che potrebbero poi verificarsi negativamente in settembre-ottobre. Poi per quanto riguarda il futuro, non ho io l'ampolla, la sfera di cristallo per poter dire cosa avverrà, cosa non avverrà. Certo è che a settembre dovremmo prepararci, e lo stanno già dicendo il Ministero della Salute, con le vaccinazioni anti-influenzali, anche per fare un'eventuale differenziazione dovesse un cittadino avere un problema di salute, per poter differenziare da un'influenza ad un eventuale Covid-19. Ecco, questo per quanto riguarda gli atteggiamenti. Poi andiamo a vedere i dispositivi protezione individuali. Qua il problema è sempre... Ecco, questo è un tema, no, dottor Cirilli, che è stato molto, molto dibattuto in questi mesi, anche perché insomma con queste mascherine, anche se ora nel Veneto non è più obbligatorio utilizzarle negli spazi all'aperto, proprio quest'oggi, poco fa, durante il punto stampa odierno, il governatore Zaia ha ribadito come, e continuerà ancora per molti mesi a lungo, insomma, insisterà all'obbligo di utilizzare questo dispositivo di protezione individuale, quindi la mascherina, nei luoghi al chiuso o anche all'aperto, laddove non sia possibile mantenere la distanza minima di sicurezza, laddove quindi ci siano degli assembramenti di persone che comunque sono vietati, ma alcuni inevitabili, come nelle file per esempio per entrare nei negozi o in altri punti dove non sia possibile riuscire
a mantenere la distanza. C'è stata una grossa polemica, le famose mascherine a 50 centesimi sono state per mesi introvabili, ora si cominciano a trovare nelle farmacie, ma non solo, ma ci aggiorni un po' lei insomma su questa situazione. Allora, la questione delle mascherine purtroppo ci ha investito in maniera negativa, mi lasci dire questo, dopo parliamo di tutto il resto, perché siamo stati presi come capro espiatorio per la questione e prezzi e introvabilità. Allora, il governo è mancato perlomeno di 15 giorni nel cominciare ad attivare le misure di prevenzione, compresi i dispositivi di prevenzione individuale, e prova ne sia la marea di medici, ne sono morti 167 in questo periodo, 40 infermieri, 15 farmacisti e mi risulta anche 12 ostetriche. Quindi parte di questo è dovuto chiaramente alla mancanza di questi dispositivi. Anche noi all'inizio abbiamo avuto questo problema, poi piano piano ci siamo attrezzati. Per quanto riguarda poi il trovare o non trovare le mascherine, all'inizio, a parte che noi, diciamo che è un dispositivo medico, di mascherine avevamo una conoscenza relativa, adesso mi sono fatto una conoscenza più approfondita dei tipi di mascherine, come devono essere fatte, la filtrazione batterica quanto deve essere, compagnia bella. Però all'inizio la gente era spaventata, il cittadino spaventato, e la mascherina non si trova, la mascherina di qua, i farmacisti si sono trovati a dover cercare dappertutto queste famose mascherine o di importazione e le dirò a volte anche prendendo delle mascherine che poi alla fine si sono dimostrate inadeguate perché gli importatori volevano pagamento anticipato senza farci vedere poi quello che ci avrebbero mandato, senza vedere le carte di certificazione. Le faccio un discorsetto sul marchio CE. Il marchio CE si può intendere China Express e Comunità Europea. Hanno giocato su questo CE in una maniera molto semplice. Se il C e l'E sono molto attaccati, questo è China Express. Se C e E sono staccati, sono quelle giuste, va bene, non false. Noi queste cose qua non le sapevamo, abbiamo cominciato a conoscere in quel periodo. Oggi le posso dire delle mascherine. Le mascherine, diciamo, quelle importanti da tenere sono quelle codificate, sono quelle dispositivi medici registrati presso il Ministero della Sanità, che hanno delle caratteristiche particolari. Prendendo quelle azzurre, tanto per essere, diciamo, per farci capire, le azzurre proteggono per il 95% sotto l'aspetto batteriologico la persona che ci sta di fronte, e per quanto riguarda chi li indossa la protezione è intorno al 20%. Poi ci sono delle mascherine diverse tipo l'FP2 o l'FP3 che hanno una capacità di filtrazione intorno dal 95 al 98% e proteggono in entrambi i sensi, sia chi li indossa e chi non li indossa. E poi ci sono ultimamente quelle lavabili, e ci sono delle lavabili che sono registrate al Ministero, presso il Ministero della Salute, sono codificate con il marchio CE, hanno delle registrazioni importanti, e hanno delle filtrazioni che possono arrivare al 98%, filtrazioni batteriole. Costano un po' di più delle altre, però si possono durare 3, 4 o 5 mesi, quindi sotto l'aspetto economico è importante. Poi arriviamo a quello che io trovo strano. C'è stata una sera che l'Istituto Superiore di Sanità non si trovavano le mascherine in quel periodo. È venuto fuori con il fatto: ma le potete fare a casa, basta che abbiano 2 strati. Allora, a questo punto noi abbiamo avuto da parte del NAS, da parte della finanza, non le dico quante ispezioni nelle farmacie per vedere se c'erano i certificati, se c'erano i certificati dell'INAIL e quant'altro, e dopo l'Istituto Superiore ci viene a dire che tutte le possono mettere. Allora, le mascherine servono o non servono? Servono tutte
quelle codificate, o tutto quello che vediamo in giro adesso, che sono degli elementi che non sono registrati al Ministero della Salute? Allora, che tipo di effetto fanno sotto la filtrazione batteriologica? Ce lo sanno dire? Io non le so rispondere, perché oggi come oggi, quando noi acquistiamo queste famose mascherine, chiamiamole di Arcuri, vengono con il loro marchio CE, con tutte le registrazioni del caso e quant'altro. Quindi oggi come oggi il problema non sussiste. Però quindi il suo consiglio, dottore, mi scusi, ai cittadini è quello comunque di acquistare delle mascherine certificate, perché quelle non certificate potrebbero non servire a nulla, è questo in sostanza il discorso? Mascherine certificate, il Ministero della Salute le certifica e sono le uniche mascherine. Le ho appena detto la differenza di filtrazione tra l'una e l'altro, e le ripeto, quelle azzurre filtrano il 95% e sono protettive nei confronti degli altri, nei confronti di se stessi no. Adesso facciamo un esempio molto semplice e banale. Lei ha quella mascherina e siamo di fronte io e lei, io ho una mascherina identica alla sua, siamo tranquilli perché ci proteggiamo a vicenda. Sono stato chiaro? Certo, e infatti è questo che ha determinato spesso anche molti contenziosi tra le persone, tra chi la indossa e chi no, perché magari chi la indossa va a proteggere l'altra persona che magari non la indossa e non protegge se stesso. Ci sono stati più di un litigio tra persone nel momento soprattutto critico, insomma, dell'epidemia. Quindi il suo consiglio è quello di acquistare comunque dei prodotti che siano certificati dal Ministero della Salute, sia che si tratti di dispositivi, diciamo, usa e getta, sia che si tratti di dispositivi lavabili. Giusto? Esattamente, perché oltre al Ministero poi c'è anche l'INAIL che certifica e molte volte hanno una certa pericolosità. Quindi per questo l'INAIL vuole vedere come sono fatte, se hanno attrezzati, se hanno il carbonio, insomma, se hanno tutte delle tecnologie particolari. Allora, oggi come oggi, le ripeto, per strada si vede di tutto. E io sono perplesso e le ho fatto capire chiaramente perché sono perplesso, perché nel momento in cui l'Istituto Superiore di Sanità dice vabbè, fatevele a casa, è evidente, fa una specie di liberalizzazione, va bene tutto. Sono chiaro, vero? Sì, certo, presumo che probabilmente sia stato fatto sia stata data questa indicazione proprio nel momento della massima emergenza nella quale le mascherine erano introvabili, ovviamente quelle certificate, visto che non si riuscivano a trovare da nessuna parte. Dottor Cirilli, io la ringrazio molto per questo suo prezioso contributo. La regia mi chiede la pubblicità, quindi grazie mille dottore per essere stato con noi, arrivederci e buon lavoro a lei e naturalmente a tutti i farmacisti per il prezioso lavoro che hanno fatto per noi e stanno continuando a fare. Continuiamo a farlo perché le ricordo che in tutto questo periodo le uniche attività, chiamiamole così, aperte al pubblico erano farmacie e alimentari e basta. Certo. Farmacie e alimentari. Grazie mille dottor Cirilli, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Padova. Noi ci fermiamo ancora per la pubblicità, qualche istante rimanete con noi perché subito dopo parleremo di scuola. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, ultima parte dedicata alla scuola. Siamo in attesa di collegarci via Skype con Maria Antonia Piva, dirigente del Duca degli Abruzzi di Treviso. Ce l'abbiamo già in collegamento, fatemi sapere dalla regia. No, allora potremmo mandare in onda, visto che oggi appunto è l'ultimo giorno di scuola per la stragrande maggioranza degli alunni della nostra regione, un servizio che è stato realizzato ieri dalla nostra redazione di Bassano, appunto proprio sull'ultimo giorno di scuola, perché chi aveva la settimana corta, quindi non andava a scuola il sabato, ha terminato ieri appunto la scuola, ed è stato un ultimo giorno di scuola davvero molto particolare. Vediamo il servizio.
se è pronto. Ultimo giorno di scuola e ragazzi ancora impegnati con le video lezioni, la cosiddetta DAD, la didattica a distanza, fino all'ultimo minuto. Pochi ragazzi a spasso per il centro, specie tra i più grandicelli, qualcuno in più tra gli scolari della primaria, che evidentemente hanno concluso le lezioni un po' in anticipo. L'amarezza di non aver potuto salutare amici e colleghi è grande anche tra i genitori. Tra l'altro sono anche professore, quindi è stata dura farlo e oggi manca davvero l'ultimo giorno di scuola, mancano i colleghi, i ragazzi. Difficile, ma ci impegniamo tutti, sia loro che noi genitori. Tra i bimbi la sensazione è simile, molte difficoltà all'inizio, con un modo nuovo di comunicare tra ragazzi e con gli insegnanti, tutto da imparare, ma col passare delle settimane il sistema è diventato più facile. Non potersi salutare in classe è un brutto ricordo che rimarrà a lungo tra gli studenti. Mi è piaciuto lavorare sul computer, resto. La cosa brutta magari è essere da soli. Sì, essere da soli e non andare a scuola. È difficile da casa. All'inizio sì, adesso mi sono abituata. Ti mancano però un po' i compagni in classe? Sì, molto. La materia che ti sei trovata meglio a fare da casa? Storia. Che classe fai? Quinta. Ti spiace non poter vedere i tuoi compagni a scuola l'ultimo giorno? Sì, per 2 mesi, 3 mesi senza vedere. È stato difficile da casa seguire le lezioni? Diciamo. Qual è la materia che ti è piaciuta di più fare da casa? Italiano. Che classe fai? Quinta. Ecco, queste le voci insomma dei bambini nell'ultimo giorno di scuola, una situazione molto particolare, quella che stanno vivendo tutti gli studenti, ovviamente, che non sono potuti ritornare nelle classi nemmeno per la fine della scuola, ad eccezione di 6.000 studenti nella nostra regione degli istituti professionali, che dalla prossima settimana torneranno in aula appunto per una settimana per prepararsi agli esami di fine corso. Si tratta naturalmente dei studenti di terza e quarta degli istituti professionali del Veneto. Allora, c'è ancora qualche problema per il collegamento Skype con la dottoressa Piva. Vediamo allora un servizio che ha realizzato poco fa la nostra redazione di Padova, riguarda una truffa che coinvolge anche la nostra regione. Sono 1.400 i fan di Vasco Rossi che sono stati truffati durante il tour di concerti del 2018, che toccò anche Padova proprio 2 anni fa, il 6 giugno. Una banda di truffatori informatici che era riuscita a clonare il sito di agenzia di vendita dei biglietti, coinvolti a vario titolo anche 2 prestanomi padovani. Vediamo. Ci sono anche un 61enne di Albignasego, in provincia di Padova, e un 43enne moldavo residente a Fontaniva, sempre in provincia di Padova, tra le persone che la Procura di Bologna ritiene facessero parte di una banda di truffatori ai danni di almeno 1.400 fan di Vasco Rossi. Il gruppo criminale aveva clonato il sito di un'agenzia di vendita di biglietti online per la tournée Non Stop Live 2018 del cantautore di Zocca, riuscendo a intascare così qualcosa come oltre 500.000 euro, ma lasciando senza biglietto gli ignari appassionati di Vasco, che solo il giorno del concerto si accorgevano che ai varchi non vi era alcuna biglietteria e che il codice in loro possesso, acquistato anche molti mesi prima dell'evento, non era valido. Di qui le indagini della Procura su segnalazione della società autorizzata a vendere i biglietti per i concerti del tour del 2018. La Procura della Repubblica di Bologna ha potuto riscontrare che i siti internet, le SIM telefoniche e i conti correnti utilizzati per ricevere i pagamenti delle false prenotazioni per i concerti fossero intestati appunto a dei prestanome. L'indagine potrebbe perciò far emergere altre responsabilità. Ed un altro settore in difficoltà è quello dell'agricoltura. Crollano i prezzi di mercato dei prodotti agroalimentari. Molti agricoltori oggi lavorano in perdita. La denuncia è della CIA di Padova. Questa è una notizia. Vedo che però siamo riusciti a fare il collegamento con Maria Antonia Piva, dirigente scolastico del Duca degli Abruzzi di Treviso. Buongiorno preside, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno agli spettatori.
e soprattutto gli spettatori più giovani che sono in questo momento. Ecco, oggi è l'ultimo giorno di scuola per tanti ragazzi, anche per quelli del Duca degli Abruzzi, ai quali, assieme naturalmente agli insegnanti e ai genitori, lei oggi ha indirizzato una lettera di saluto in questo ultimo giorno di scuola davvero straordinario rispetto naturalmente a tutti gli anni passati. Sì, è un giorno davvero speciale e per certi versi un giorno bruttissimo, perché non poterci abbracciare fisicamente rende penosa questa giornata, però è ugualmente un giorno bello, pieno di speranza, perché in tutti questi mesi difficili, in questi giorni inaspettatamente lunghi, la scuola c'è sempre stata vicino ai ragazzi e i ragazzi hanno sentito profondamente vicina la loro scuola. E quindi io ho voluto, se non fisicamente, almeno affidare le parole, pubblicandole sul sito della scuola, esprimere fiducia comunque nei nostri ragazzi meravigliosi, che hanno bisogno però a questo punto di un intervento di pari valore da parte dei politici, da parte di tutti i decisori. Certo, sicuramente, perché è ancora grandissima l'attesa per sapere come si ripartirà naturalmente a settembre. Proprio poco fa, questa mattina, è stato approvato il decreto scuola per quanto riguarda i concorsi, le assunzioni, però fisicamente, insomma, che cosa accadrà nelle nostre scuole a settembre ancora non lo sapete, giusto? Sì, è un grande punto di domanda. Il timore ovviamente è che sulle scuole, in nome dell'autonomia, venga scaricato un peso troppo grande e quindi certo noi chiudiamo quest'anno inverosimile, nel quale ci siamo inventati un lavoro per certi aspetti del tutto ignoto e però il nostro cantiere mentale, per usare una metafora, è aperto, anzi mai come oggi aperto. Il grande interrogativo è proprio settembre, sia dal punto di vista chiaramente medico, sanitario, sia dal punto di vista strutturale. E io vorrei fare una riflessione in questo senso. Non è stato il Covid a rovesciare sulla scuola un enorme problema. È vero il contrario, o meglio, l'emergenza sanitaria ha portato al pettine alcune fragilità del sistema scolastico, una certa latitanza forse da parte dei decisori che relegavano sempre il sistema scuola come un mondo a parte, così, e quindi difficoltà di natura logistica, trasporti, di natura strutturale, le aule, di natura professionale, gli organici, e si sono come dire, coalizzati assieme al virus per rendere fragile la scuola. Certo, purtroppo dobbiamo chiudere, Preside, siamo partiti con un attimo di ritardo per questo problema nel collegamento, proprio un flash di 5 secondi sui prossimi esami. Avete proceduto alla disinfestazione, alla sanificazione, anzi chiedo scusa, dell'aula magna. Tra pochissimo si partirà con gli esami di maturità, anche questi insomma in formula del tutto nuova rispetto al passato. Sì, in formula nuova, le scuole sono pronte, siamo sul filo di lana e io voglio augurare ai ragazzi tutte le cose migliori del mondo, perché comunque i loro esami costituiscano un giorno di festa e un giorno di ripartenza. Un abbraccio a tutti i ragazzi. Grazie a Maria Antonia Piva, preside del Duca degli Abruzzi di Treviso. Questa edizione straordinaria del nostro telegiornale termina qui, riprenderemo come sempre alle 17:30. A tutti un buon pomeriggio, grazie per averci seguito.